Buongiorno, buon sabato, rieccoci insieme in diretta a questa prima edizione che vi accompagnerà come sempre con le notizie principali della giornata, naturalmente tutti gli aggiornamenti di cronaca, ma poi ci sarà spazio anche per l'economia e poi come di consueto in queste settimane che ci stanno accompagnando verso la data del 25 settembre, giorno delle elezioni politiche, il confronto tra alcuni candidati e sono tanti i temi all'ordine del giorno, ma come detto in primo piano abbiamo la cronaca e abbiamo purtroppo la tragedia che vi abbiamo dato conto ieri sera, la tragedia sul lavoro. Un ragazzo, uno studente di appena 18 anni ha perso la vita ieri in un'azienda di Noventa di Piave, stava facendo uno stage. Oggi ci sono due comunità, quella di Ceggia dove il ragazzo viveva e quella di Portogruaro, che sono sconvolte sotto shock per questa morte improvvisa di un ragazzo così giovane. A Ceggia c'è per noi la nostra Anna Maria Parisi. Buongiorno Anna. Buongiorno Francesca, sì, Ceggia listata a lutto, un'intera comunità che vive questo dramma e devo dire noi tutti con questa comunità e con la famiglia di questo ragazzo. Aveva 18 anni Giuliano De Seta e come dicevi tu si stava orientando nel corso di questa alternanza scuola-lavoro con lo stage in questa ditta di Noventa di Piave. Dove poi è successo il dramma con la lastra che gli è caduta addosso agli arti inferiori, colpendolo gravissimamente nell'immediatezza, e dopo poco Giuliano è espirato. E Giuliano viveva proprio qui a Ceggia con la famiglia, poco distante da dove ci troviamo noi in questo momento, a ridosso del municipio alle nostre spalle. Con me il primo cittadino, Mirko Marin. Buongiorno Sindaco. Buongiorno. Che ringrazio per questo collegamento, Sindaco, che è appena stato a trovare la famiglia del ragazzo deceduto Giuliano De Seta. Lei che ha incontrato il papà, la mamma? Ho incontrato la mamma e i familiari. Il papà è occupato in questo momento per motivi burocratici. L'ho portato il cordoglio da parte dell'amministrazione e di tutti i cittadini, dei suoi amici, della comunità di Ceggia tutta e anche di quella di Noventa di Piave dove c'è l'azienda, e immagino la tragedia che stanno vivendo loro come famiglia, ma anche l'azienda, tutti i compagni, tutti i suoi amici che l'hanno conosciuto. Quando abbiamo saputo della notizia siamo rimasti sconcertati, allibiti. Abbiamo fatto delle riflessioni sul fatto che una giovane vita di 18 anni sia stata tolta in un momento in cui iniziava il suo percorso anche professionale, insomma, stava imparando a muoversi nel mondo del lavoro tramite la scuola, quindi è una cosa che ci lascia perplessi e ci fa anche pensare, insomma, su questi meccanismi. Una tragedia che ci ha colpito e quindi cercheremo di essere vicini alla famiglia per quanto c'è possibile, e famiglia che è stata già duramente comunque provata anche nei tempi recenti da eventi, e quindi un motivo in più per essere vicini a loro. Ecco, Francesca, non so se continuiamo il collegamento col sindaco o nel frattempo preferisci, mentre ti aspettiamo qui, che possiamo ripercorrere insieme, mandare in onda il servizio in cui ripercorriamo insieme quanto accaduto ieri. Ricostruiamo, facciamo un passo indietro, Anna Maria, e torniamo al pomeriggio, al drammatico pomeriggio di ieri con la cronaca della tragedia. Papà ha detto che il suo mondo è finito. Papà Enzo e mamma Antonella si sorreggono l'un l'altro davanti ai cancelli dell'azienda di Via Volta, ma il peso da accettare è troppo. Non si può concepire una disperazione così forte. Giuliano De Seta non c'è più, travolto da una lastra di metallo di 2 tonnellate. Giuliano che amava la vita, Giuliano che voleva prendere la patente, Giuliano che frequentava il 5º anno all'ITIS Da Vinci di Portogruaro e a 18 anni appena compiuti cercava già il suo futuro lavorativo. 5° giorno di stage alla BC Service di Noventa di Piave, impresa che si occupa di manutenzione e lucidatura stampi e che qualche anno fa aveva sede nel Trevigiano prima di trasferirsi in Veneto orientale. Poco dopo le 17, quel rumore e quelle urla.
Giuliano si trova da solo in un'area dell'azienda quando la lastra, per cause tutte da accertare, gli cade addosso durante un'operazione di spostamento della pesante struttura scivolata da un cavalletto. 2 tonnellate sulle gambe, le grida strazianti, l'allarme, i soccorsi del SUEM, ma il 18enne spira poco dopo. Carabinieri, Spisa, il vigile del fuoco, il via vai del dramma. Poi mamma e papà sconvolti. Affidano a un avvocato, amico di famiglia, le prime parole per ricordare Giuliano. È un ragazzo amabile, amato da tutti, aveva un sacco di amici. La famiglia chiede che venga ricordato per come è sempre stato ricordato da tutti quanti, cioè come un bravo ragazzo, un ragazzo a cui tutti volevano bene. Tante risposte da accertare da parte degli inquirenti, dalle fasi dell'incidente alla presenza del ragazzo in quel momento durante un'operazione che poteva comportare rischi. Per ora resta una sola drammatica certezza che apre a una riflessione urgente. La scuola alternanza lavoro è come l'apprendistato che dovresti guardare il tuo collega che lavora, invece non è così. Quindi questa cosa la dobbiamo sicuramente cambiare tutti quanti insieme, perché oggi è capitato a questo, ma domani io ho una ragazza di 17 anni e una di 13 e voi siete sicuramente genitori anche voi. Non si può più andare avanti così. Qua non lo so che cosa è successo. So solo che un ragazzo di 18 anni non torna a casa. Questo non va bene. Giuliano De Seta come Lorenzo Parelli, l'altro 18enne stagista vittima del lavoro nel gennaio scorso in un'azienda di Lanuzzacco in Friuli. Volti di ragazzi tra le croci di un cimitero sempre più grande. Industria 4.0 a che cosa serve se alla sera non arriviamo a casa? Dammi tu il via, Italo. Ecco, abbiamo sentito nel servizio tantissimi gli argomenti toccati, a cominciare dal primo fra tutti, quello emozionale, quello del tempo del dolore, del grandissimo, immenso dolore incommensurabile, il tempo della mestizia. Il papà ha riferito, uno degli amici di Giuliano, è letteralmente distrutto, e possiamo immaginare anche quali possono essere le sue condizioni, così quelle della mamma e di tutta la famiglia. Ha detto la mia vita con Giuliano che non c'è più, si è spenta, è finita. Diciamo che capisco il papà da genitore, capisco che la tragedia che l'ha colpito è immensa, per cui posso capire, gli staremo vicini come comunità e cercheremo di guardare il futuro nel ricordo di Giuliano. Questo posso dire, che la comunità di Ceggia sarà vicina alla famiglia, come lo è l'amministrazione, come siamo tutti, come i suoi amici, come tutte le persone che ho trovato vicino a casa, che andavano a portare il loro segno di rispetto alla famiglia personalmente. Sindaco, la vedo particolarmente provato, commosso. Conosco la famiglia, abbiamo avuto rapporti col nonno specialmente di Giuliano, una persona molto conosciuta che ha dato tanto per il paese, quindi la moglie della suocera, la moglie del nonno, insomma, che è una persona conosciuta, affabile, tutta la famiglia conosciuta nel paese, bravissime persone, quindi una perdita, insomma, per tutti, insomma. Giuliano era un ragazzo anche particolarmente attivo da un punto di vista sportivo, agonistico, aveva una grande passione, la corsa. Sì, faceva parte del gruppo Aggredire, che è una società sportiva che ha sede in un paese vicino e che aggrega i ragazzi dei 3 comuni della zona, San Stino, Torre di Mosto e Ceggia, e è un modo, insomma, per dare delle opportunità ai ragazzi, quindi lui faceva parte di questa squadra. Quindi. Ecco, Francesca, nel servizio appena andato in onda abbiamo sentito anche di come si rinnovi la proposta di modificare il progetto per il quale è entrato in vigore con una legge dello Stato nel 2015. Si prevede questa alternanza scuola-lavoro, il cosiddetto PCTO, è entrato in vigore col governo Renzi. A suo avviso, Sindaco, quali le migliorie da apportare, visto quanto sta accadendo
da tanto troppo tempo, con le tragedie che purtroppo di cui noi ci facciamo latori. Sì, sull'onda di quello che è successo, la prima cosa che penso tutti quanti avranno pensato, sì, che condivideranno con me, è che il controllo su quello che succede a questi ragazzi che vengono messi in ambienti industriali debba essere più stringente, fatto salvo che comunque le scuole sicuramente danno ai ragazzi la formazione necessaria, gli input sulla sicurezza, e quindi la formazione a monte ci sarà sicuramente. L'ambiente industriale è un ambiente potenzialmente pericoloso, i rischi ci sono sempre dietro l'angolo, quindi il controllo dovrà essere magari potenziato. Questo mi viene da dire, senza entrare nel merito, perché nessuno di noi conosce quella che è stata la dinamica della cosa. Siamo tutti vicini sia alla famiglia sia all'azienda, ai compagni di azienda che hanno subito nel loro posto di lavoro questa tragedia. Quindi speriamo, è un'utopia, non lo so se riusciremo mai ad averlo, ma speriamo che queste cose non succedano mai più, non dovranno succedere mai più. Sì, ricordiamo anche quando con il primo fatto di cronaca di inizio anno, con la perdita di Lorenzo che intervenne, proprio avvenuta il 21 gennaio del corrente anno, intervenne anche il presidente Sergio Mattarella, e da allora niente è cambiato. Non sono dinamiche che si cambiano in poco tempo, ci vuole pianificazione e probabilmente ci staranno lavorando, e spero di sì, perché i ragazzi comunque dovranno avere, se si continuerà a fare gli inserimenti, dovranno avere la certezza di andare in posti dove non si rischia niente, o che il rischio insomma sia quasi azzerato. Certamente luoghi di lavoro più sicuri, e certamente un'alternanza scuola-lavoro in posti che possano garantire l'incolumità, proprio perché più che di sicurezza si parla in questo caso di incolumità dei ragazzi. Francesca, adesso naturalmente spetterà alle forze dell'ordine, ai tecnici dello Spisal, capire che cosa è successo, qual è la tragica dinamica che ha portato alla purtroppo scomparsa di Giuliano De Seta, e questo ragazzino che appunto aveva iniziato soltanto da 5 giorni lo stage in questa azienda. E quindi se non hai altre domande ti restituiamo la linea da Ceggia, Francesca. Grazie ad Anna Maria Parisi, grazie al sindaco di Ceggia per questi aggiornamenti. Poi questa sera naturalmente nel corso dei nostri telegiornali altre voci e altri dettagli su questa tragedia che ha spezzato per sempre la vita di un ragazzo, di uno studente di appena 18 anni durante uno stage in azienda. Noi continuiamo con la cronaca. Un artigiano di 55 anni, Roberto Pasqualina, è morto ieri sera verso le 19:30 a Vigo d'Arzere nel Padovano. L'uomo era appena uscito di casa e poco dopo essersi messo al volante della sua auto ha avuto un malore improvviso. La macchina è lentamente uscita di strada fermandosi in un fossato. Un testimone ha chiamato i soccorsi, sul posto sono arrivati i sanitari del SUEM che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 55enne. E la scorsa notte verso l'una a Jesolo un grave incidente stradale dove è rimasto gravemente ferito un automobilista di 44 anni. L'auto è uscita di strada, la vedete, e si è fermata contro quest'albero. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco che hanno estratto il conducente, che è rimasto incastrato nell'abitacolo della sua vettura. È stato subito preso in carico dai sanitari del SUEM che l'hanno trasferito in elicottero in codice rosso in ospedale. Sul posto le forze dell'ordine e la polizia per ricostruire la dinamica dell'incidente. Adesso continuiamo un altro incidente sulle strade del Vicentino, a Carré, con un frontale.
Carré, l'auto che lo precedeva ha frenato di colpo. Per evitarla il conducente ha sterzato andando a invadere la corsia opposta di marcia, proprio mentre sopraggiungeva un altro veicolo. Inevitabile lo scontro, l'incidente stradale lungo via Fondovilla, arteria che conduce alla zona industriale di Carré. Sul posto i sanitari del SUEM 118, i 2 autisti hanno riportato lievi ferite, sono stati trasportati con le ambulanze all'ospedale di Sant'Orso per accertamenti. Traffico rallentato sino a che i mezzi sono stati rimossi. Violenta ondata di maltempo da ieri che prosegue anche oggi nella nostra regione, diverse le zone colpite. Nel Padovano ieri pomeriggio ci sono stati 10 minuti di forte grandinata che hanno provocato danni soprattutto fuori dal centro storico della città, in provincia, colpite soprattutto Orti e Serre di Saonara. 10 minuti che parevano non finire più. Verso le 16 di venerdì, chicchi di grandine grossi come noci sono venuti giù con forte intensità, procurando seri danni ai vivai di Saonara e alle coltivazioni di una parte di Padova, Ponte San Nicolò, Legnaro e Sant'Angelo di Piove di Sacco. Oltre alle piante e fiori da vivaio colpiti, anche gli ortaggi che erano ancora in campo, come cavoli e verze. Si registrano danni a serre e annessi rustici. Ancora presto per una valutazione, dicono alla Coldiretti. Servirà qualche giorno per valutare le conseguenze della veloce perturbazione che ha interessato una parte della provincia e, come vedete e sentite, anche la città e la cintura urbana a sud-est. Nessun danno in città, ma in alcuni quartieri come Sacra Famiglia, Città Giardino, Madonna Pellegrina e Volta Barozzo e Albignasego, fuori dal confine comunale, la grandine ha schiacciato al suolo rami e foglie di alberi e ha sorpreso i padovani che forse ormai non se l'aspettavano più. Violento temporale anche nel Veneziano nella serata di ieri tra terraferma e centro storico, una violenza che si è però calmata dopo pochi minuti, ma i danni insomma si vedevano girando un po' per le città con alberi tranciati dal peso della grandine che ha provocato danni anche alle auto, con chicchi grandi come palline da golf e tetti danneggiati dalle forti raffiche di vento. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco. Secondo quanto si è appreso, il maltempo ha dissipato la sua forza a ridosso del mare, tanto che nelle isole è stata registrata solo una debole pioggia stagionale. E questa ondata di maltempo, lo vediamo da questi video che troviamo su Facebook, ha portato alle prime nevicate sulle montagne bellunesi. Qui siamo a Falcade, ma la neve è scesa un po' su tutto l'arco appunto bellunese, la quota neve è scesa fino a 2000 metri, a tratti anche a quote inferiori. Secondo le rilevazioni dell'ARP, va al suolo la neve non supera i 3 centimetri e solo oltre i 2500 metri supera i 10 centimetri, come a Cima Pradazzo, sopra Falcade e Ravalles, sopra Cortina. Sottili strati si sono poi formati sui passi Falzarego, San Pellegrino, Fedaia e Pordoi. Non si segnalano al momento problemi alla circolazione. Insomma, la neve che inizia a scendere, un buon segno per la stagione invernale, per gli impianti di risalita, però impianti di risalita che devono fare i conti con il caro bollette. Buongiorno, grazie per essere con noi, alla Presidente ANEF Valeria Ghezzi. Ben ritrovata, Presidente. Buongiorno, un saluto a tutti i telespettatori. Insomma, le prime nevicate sono arrivate, questo può far sorridere se pensiamo all'inverno scorso, all'inverno della riapertura, con la beffa della neve che si è vista e non si è vista, insomma. Si può sorridere, ma fino ad un certo punto, perché immagino che stiate già facendo carta e penna alla mano i conti sul caro bollette. È una neve psicologica quella di oggi. Per affrontare il caro bollette credo che quest'anno la cosa migliore sarebbe veramente una bella nevicata nel mese di novembre, che ci metterebbe al sicuro dal dover fare tanta neve, perché questo sarà il problema del prossimo inverno.
ormai il costo dell'energia è fuori controllo e per far neve purtroppo ci vuole tanta energia. Le nostre aziende da novembre ad aprile sono aziende energivore, anche se non lo sono riconosciute come tali dal governo, e quindi per noi l'impegno del prossimo inverno non è solo altissimo. Tengo anche a dire che non va a riflettersi sul prezzo degli ski pass, perché saremmo fuori mercato se lo facessimo. L'aumento degli ski pass assorbirà, diciamo, l'inflazione, e neanche del tutto, perché abbiamo aumenti che si situano tra il 5 e il 10-12%, ma certamente non il prezzo dell'energia, che è aumentato in una percentuale che va dal 300 al 500%. Quindi anche di conseguenza il costo degli ski pass dovrebbe essere di questa portata, ma sarebbe impossibile perché non si avrebbe poi la clientela, No, chiaramente. Esatto, perché poi l'inflazione e i costi ci sono anche per le famiglie. Non dobbiamo dimenticarlo, ne siamo assolutamente consapevoli. Quindi ci sarà questo aumento legato all'inflazione del 5-10%, giusto, Presidente, degli ski pass, più o meno? Sì, questo dipende un po' dalle varie stazioni, Certo. ma insomma in Veneto, dove abbiamo le zone legate a Dolomiti Superski, abbiamo un aumento del 10% che diventa il 5% per chi vorrà comprare online, e il 5% siamo decisamente sotto l'inflazione. Da quello che lei diceva all'inizio mi sembra di capire che se non dovesse arrivare la neve e fosse necessario spararla con i cannoni, non ci si starebbe dentro. Già immagino che si faccia fatica a stare dentro con i conti, ma sarebbe praticamente impossibile. Sarà impossibile avere una sostenibilità economica. Questo non vuol dire che non faremo neve, perché gli impiantisti sanno che responsabilità hanno verso tutta la filiera di montagna. Se non facciamo neve noi, si ferma il maestro di sci, si ferma la baita, si ferma tutta l'economia di montagna. Quindi noi faremo il possibile e l'impossibile. Dopo qualcuno queste bollette le dovrà pagare, e questo è il motivo per cui veramente chiediamo con forza un supporto da parte del governo. Lei ha detto aumenti del 300%, quindi monetizzandoli di che bollette parliamo rispetto agli inverni, alle stagioni precedenti? Guardi, io le faccio un esempio concreto fatto sulla mia azienda: 12.000 euro di bolletta nel luglio del 2021 sono diventati 36 nel luglio 2022. Questo è proprio il dato, le due bollette da mettere a confronto. Il preventivo che abbiamo fatto è che un'azienda che oggi spende 300-400 mila euro di energia, domani ne va a spendere sul 1,2 milioni, e lei capisce che sono conti che difficilmente una piccola media azienda può affrontare. Cioè neanche una stagione invernale di super nevicate e di super afflussi può tamponare questa emorragia di denaro dalle casse, immagino, in azienda. Credo proprio di no. Questo rischia di essere un problema per le stazioni più piccole, che veramente non avranno l'economicità sufficiente per aprire, ma anche per i grandi, perché va ad assorbire la marginalità e quindi a rendere molto più difficili gli investimenti. Questo è un po' poi la conseguenza a cui ci troveremo davanti per le zone, tra virgolette, più ricche. Quindi ci saranno le realtà più piccole, Presidente, che potrebbero decidere, prendere questa decisione estrema di non aprire quest'anno? Io spero di no, e io spero che i territori intervengano per sostenerle, perché anche le realtà più piccole hanno un ruolo di filiera molto importante. Tuttavia, per esempio in Piemonte qualcuno lo ha già messo sul piatto, questa impossibilità di aprire, perché sarebbe antieconomico. In Veneto non l'ho ancora sentito e speriamo che questo non accada. Voi comunque siete pronti, Presidente, siete già, insomma, avete scaldato i motori, diciamo così, per accogliere i turisti, per accogliere gli sciatori? Ci mancherebbe altro, sì, noi siamo pronti, ci stiamo preparando.
avremmo veramente voglia di fare una stagione, tra virgolette, normale. Le incertezze sono tante, perché anche sotto il profilo socio-economico e geopolitico non sappiamo che cosa ci aspetta. Insomma, c'è una guerra in corso, i paesi dell'est sono per noi una clientela importante, non sappiamo se potranno venire. Le materie prime sono sempre più costose, non è solo l'energia, quindi è veramente una situazione molto difficile, ma siamo montanari e quindi noi ce la metteremo tutta per farcela. In che modo le aziende cercano di tamponare, perché chiaramente non si possono spegnere, insomma, tutte quelle, l'energia non si può limitare, ma dove si cerca di tagliare? Sul personale, anche perché lei ha parlato di incertezza, ed è la stessa parola che ritorna puntualmente in ogni settore. L'altro giorno ho avuto il presidente di Federalberghi Belluno che ha parlato di incertezza e diceva è anche difficile pianificare poi il lavoro, anche semplicemente lui parlava ad esempio di quelle che sono le tariffe da applicare per le stanze, perché non si sa da qui ai prossimi mesi, ma anche le prossime settimane, mi viene da dire, quelli che saranno i costi dell'energia. E quindi una difficoltà di pianificazione che le aziende affrontano in che modo per cercare di quadrare il più possibile i bilanci? Questo è proprio un po' il problema del nostro settore, che una pianificazione al risparmio contenitiva, diciamo, è molto difficile. Primo perché gli impianti che abbiano sull'impianto 1 sciatore, 10 sciatori, 1000 sciatori, sempre di quel personale hanno bisogno, altrimenti l'impianto non va in moto se non ha una persona alla stazione di valle e una alla stazione di monte, e questo indipendentemente da quello che è diciamo da quello che è l'afflusso che noi registriamo sull'impianto. Quindi la stessa cosa accade poi sul fronte dell'energia. L'energy management sugli impianti di risalita, soprattutto sugli impianti di innevamento, è molto difficile, perché purtroppo l'innevamento dipende anche dalle condizioni meteoclimatiche, per cui quando arriva il momento, e parlo di momento perché a volte non è la giornata, è il momento di freddo, di temperatura, di umidità e di vento in cui è possibile far neve, non possiamo permetterci di dire un po' adesso, un po' dopo, perché il dopo magari non c'è. Questo è la grande difficoltà con la quale noi dobbiamo fare i conti quotidianamente, per cui nessuno spreco, ma tanta attenzione, ma sappiamo anche che abbiamo dei limiti difficilmente ovviabili. È ipotizzabile, noi abbiamo parlato spesso, sentiamo di realtà che magari limitano la produzione, limitano il percorso produttivo a certe giornate, a certi orari, c'è chi magari, pensiamo ai negozi, aprono nel fine settimana, aprono solo di sera. Questa razionalizzazione, mi permetta questo termine, del lavoro è ipotizzabile in strutture come le vostre? Cioè, mi viene da pensare, apriamo solo nel fine settimana, solo in concomitanza con le feste, perché sappiamo che il flusso di persone sarà maggiore e quindi avremo anche delle entrate che possono supportare le nostre spese, o non è fattibile per la vostra realtà? Ma sa, allora, se il governo dovesse decidere un razionamento di qualche genere, più che razionalizzazione lo chiamerei razionamento, è evidente che dovremo adeguarci. Tuttavia vorrei sottolineare che noi incassiamo, lavoriamo, siamo aperti al pubblico dall'inizio di dicembre a Pasqua, ma poi lavoriamo e paghiamo costi per 12 mesi. Allora, questi pochi mesi, che alla fine sono 4 mesi, a volte scarsi, in cui noi riusciamo a lavorare col cliente, quindi con chi ci dà da mangiare, noi avremo bisogno di averli tutti. Se cominciamo a razionare e chiudere durante la settimana, non dimentichiamoci che poi dopo aprile siamo chiusi per forza.
Voi venite dai 2 anni di pandemia, venite da una stagione, la scorsa, di riaperture, ma abbiamo detto con la neve che si è fatta desiderare. Questa stagione non ci voleva per nessuno, chiaramente, dalle famiglie alle realtà produttive. Abbiamo parlato agli enti locali, non ci voleva questa ennesima batosta. È stato stanziato ieri, è stato licenziato ieri il nuovo decreto aiuti ter, si parla, c'è qualche forza politica che avanza l'ipotesi di ristori alle aziende che possano così sopperire a quelle che sono le minori entrate dovute proprio al caro energia. C'è chi invece dice che bisogna fare degli interventi strutturali perché non possiamo vivere con questa incertezza, bisogna dare stabilità e quindi interventi sul fronte energia, sul fronte gas che siano interventi strutturati nel tempo. Ma sì, sarebbe certamente molto meglio, ma soprattutto bisogna che gli interventi per noi si coprano il periodo in cui noi facciamo maggior utilizzo dell'energia, perché di una bolletta di energia, abbiamo detto prima, di 1 milione di euro, 700.000 sono in quei mesi tra metà novembre e Pasqua, il resto è l'estate, ma capisce che c'è uno squilibrio tale. L'inverno scorso non mi ricordo qual era il decreto che ci ha concesso il credito d'imposta, ma ce l'ha concesso alla fine aprile, maggio, giugno. Aprile, maggio, giugno alle aziende funiverarie non abbiamo dato niente. Bisogna avere consapevolezza che se non ci viene dato qualcosa durante l'inverno, se non viene coperto questo periodo, gli altri periodi noi i costi, se abbiamo un grosso squilibrio, una curva molto ampia nella distribuzione dei nostri costi. Presidente, io intanto la ringrazio, però ci diamo già appuntamento per capire quando la stagione entrerà nel vivo quella che è la situazione anche sul fronte di presenze e capire insomma poi effettivamente quelli che saranno i costi quando l'inverno entrerà nel vivo. Grazie davvero alla Presidente ANEF Valeria Ghezzi, buon lavoro, in bocca al lupo per questa stagione Presidente, e torneremo ad incontrarci per capire come sta andando. Grazie. Grazie a voi e speriamo in un ottimo inverno con tanta neve già a novembre. Ce lo auguriamo davvero. Grazie davvero, anche perché poi ci sono gli impianti di salita, ci sono gli alberghi, c'è un mondo che ruota intorno al turismo invernale, esatto, che ha bisogno di un supporto, perché lo ricordiamo, arriviamo da 3 anni molto molto complicati. Grazie al Presidente Ghezzi, noi ci fermiamo per la pubblicità tra poco. Rieccoci in diretta, torniamo alla notizia d'apertura, la tragedia sul lavoro, lo studente di 18 anni morto, Giuliano De Seta, durante uno stage nell'alternanza scuola-lavoro in un'azienda di Noventa di Piave. Ci sono manifestazioni un po' in tutta Italia degli studenti in protesta a Napoli, e intanto sul fronte delle indagini sarà trasmesso nelle prossime ore alla Procura di Venezia il rapporto stilato dai Carabinieri di San Donà di Piave e dello Spisal sulla morte dello studente di 18 anni. Nel frattempo Carabinieri e tecnici dello Spisal stanno svolgendo ulteriori accertamenti per fare un quadro di quanto accaduto. Ascolteranno i dipendenti che si trovavano nello stabilimento quando è avvenuta la tragedia. Nel frattempo l'area, come detto, è posta sotto sequestro. Un autista, ci spostiamo nel Padovano, un autista di Bus Italia è stato aggredito domenica scorsa da un giovane. Per il conducente 8 giorni di prognosi. Sindacati e autisti da tempo chiedono protezione sui mezzi. Sarebbe ora di far salire le forze dell'ordine su tram e bus, soprattutto nelle tratte più rischiose. Lo chiedono i sindacati del settore trasporto pubblico dopo l'ennesima aggressione subita da un autista della linea 10 di Bus Italia domenica scorsa di sera in stazione. L'autobus era diretto a Ponte di Brenta. Un giovane appena salito si è seduto in fondo all'auto snodato e ha bloccato la porta di salita con un piede. L'autista, non potendo viaggiare con la porta del bus aperta, si è avvicinato ordinando al giovane di togliere il piede. In risposta, il ragazzo ha mostrato un taglierino e si è lanciato con calci e pugni sull'autista, che è stato soccorso da un altro giovane passeggero.
È intervenuta la polizia, ma il giovane aggressore era già fuggito. Al pronto soccorso il conducente ha ricevuto 8 giorni di prognosi per escoriazioni al volto e in altre parti del corpo. Il grave episodio è avvenuto a pochi giorni dallo sciopero del trasporto pubblico di venerdì, indetto proprio perché si intervenga a protezione degli autisti. Alcuni di loro sostengono che bisognerebbe fare un contratto con una polizia privata, anche con vigilanti senza pistola. A Vicenza, dove i carabinieri hanno fermato e arrestato per spaccio una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine. A Lonte, arrestato in flagranza di reato per detenzione di droga ai fini di spaccio, un 54enne già noto alle forze dell'ordine, irregolare nel nostro paese e senza fissa dimora. L'uomo è stato fermato dai carabinieri di Lonigo mentre era alla guida della sua auto. Visto l'atteggiamento molto nervoso è scattata la perquisizione del veicolo. I militari hanno rinvenuto ben nascoste dosi di cocaina pronte alla cessione già confezionate in involucri di cellofan e per il 54enne sono scattate le manette. Veniamo adesso al caro energia. Abbiamo parlato degli impianti di risalita, ma ormai da tempo stiamo parlando di come colpisca tutti i settori della nostra economia e così anche i commercianti cercano di razionalizzare per quanto possibile i consumi. Nel Padovano, a Saccolongo, ai piedi del Colle Ugani, per l'esattezza, una giovane imprenditrice titolare di un bar panificio ha scelto di chiudere al pomeriggio proprio per cercare di contenere i costi. Per garantire la qualità dei prodotti siamo costretti a chiudere il pomeriggio. Questo in sintesi il messaggio che Laura ha appeso alle vetrine e al bancone del suo bar panetteria a Saccolongo, in provincia di Padova. Lei è intenta a studiare le bollette. I consumi non sono aumentati, mentre i costi sì. Stiamo cercando di risparmiare il possibile, in realtà non è una scelta facile perché non è bello chiudere pomeriggio, anche rinunce degli incassi, da quando in qua un imprenditore dice rinuncio magari a degli incassi per cercare di risparmiare su delle spese, è assurdo, però non abbiamo altro modo perché da un lato sì, possiamo aumentare i prezzi, ma non lo trovo tanto giusto perché effettivamente questa cosa ha colpito tutti, da noi imprese a anche il povero dipendente, all'operaio, chiunque, quindi a casa ci troviamo anche io stessa con delle bollette molto più alte, vado al supermercato, non spendo più 50 euro, ne spendo 70 per la stessa spesa che facevo prima. Nessuno ti aiuta sulle bollette o l'Enel non ti aiuta perché cosa vuoi che faccia o non lo so. E quindi cosa faccio? Provo a risparmiare così, è l'unico modo che mi viene in mente. La crisi energetica è generalizzata, è un peso troppo grosso, limita l'attività imprenditoriale. Come faccio adesso ad investire? A me piacerebbe un sacco perché avrei bisogno per il quantitativo di cose che voglio fare, che so che andrebbero via nel mio negozio e che venderei. Vorrei assumere, avrei bisogno anche di assumere una persona davanti e una persona dietro in laboratorio. Sarei molto contenta di farlo, ma come faccio? E mi dispiace, adesso piuttosto rinuncio, faccio una cosa in meno e è per quello che ho scritto anche sul cartello che ho appeso fuori dalla mia vetrina e ho scritto appunto che non riusciamo a fare tutto, però è un peccato perché daresti anche lavoro a qualcuno e insomma non si può perché l'Italia dovrebbe essere appunto una democrazia fondata sul lavoro e ci state togliendo la possibilità di lavorare e di dare lavoro agli altri. Lei e il suo staff hanno già iniziato a cambiare le proprie abitudini, così come molti clienti che magari scelgono di acquistare meno. Vedo che certe persone che venivano a fare colazione nel mio locale ogni giorno ovviamente non vengono più ogni giorno perché adesso spendere 2,80 euro per cappuccino brioche magari uno rinuncia e effettivamente noi siamo una delle cose a cui puoi rinunciare. Quindi sì, vedi qualcuno in meno, anche qualche piccolo pensionato lo vediamo in meno, che venivano sempre ogni giorno sti vecchietti a prendersi il pane, adesso li vedi qualche volta in meno, magari prendono anche un panino in meno rispetto a prima, ma li capisco benissimo. A Vicenza c'è un distretto produttivo di livello mondiale che sta affrontando la crisi energetica, stiamo parlando del distretto della pelle. Per guardare al futuro si punta all'innovazione.
Il ruggito del distretto della pelle. Nella stagione della crisi economica, del caro energia, delle risorse ambientali da valorizzare e da gestire, a cominciare dall'acqua, c'è un pezzo di economia vicentina che dopo anni difficili c'è ancora ma non si accontenta del presente. La Concia lancia una sfida al futuro. Il distretto della pelle veneto è uno dei distretti più importanti al mondo. Abbiamo 3 miliardi di euro di fatturato, produciamo il 13,5% della pelle mondiale, il 62% della pelle italiana e occupiamo quasi 12.000 dipendenti. Il distretto della pelle tra Arzignano e Chiampo è un vero e proprio centro di gravità economico e produttivo che oggi attira il primo Eurocongresso organizzato in Italia per il progresso della scienza e della tecnologia sostenibile nella lavorazione conciaria. L'appuntamento è dal 18 al 20 settembre nel quartiere fieristico di Vicenza. Con questo evento vogliamo comunicare che il settore della concia a livello internazionale è vivo ed è un grande onore per noi ospitarlo a Vicenza, che è vicino al più grande distretto produttivo italiano. Eppure oggi il più grande distretto produttivo italiano della concia è chiamato a superare la crisi energetica che attanaglia non solo le famiglie ma tutta l'industria. Oggi appunto abbiamo una nuova crisi alle porte, che è la crisi energetica, che sta mettendo in difficoltà, in grave difficoltà anche il nostro distretto, sia le nostre concerie ma anche il nostro sistema di depurazione, perché sono aziende particolarmente energivore. Certamente sarà importante mettere un tetto al prezzo del gas e disancorare il prezzo dell'energia elettrica appunto dal prezzo del gas, perché oggi le nostre aziende stanno veramente soffrendo perché hanno costi che non riescono più a ribaltare sul cliente finale e non riescono dunque a avere marginalità e non riescono dunque a restare sul mercato. Oggi per superare la crisi energetica e per gestire le risorse ambientali c'è solo una strada, l'innovazione. E questa è la chiave per affrontare le sfide del futuro. Per affrontare le sfide del futuro, che sono di produrre sempre in maniera più sostenibile, ad impatto zero e utilizzando, recuperando uno scarto dall'industria alimentare. A volte c'è della confusione nei consumatori su questo, le pelli che fanno i nostri manufatti provengono dal settore alimentare, diversamente dalle pelli per pelliccia, quindi la conceria esiste fin tanto che esiste il consumo di carne. Il congresso, promosso dall'Unione Internazionale delle Società di Tecnologia e Chimica della Pelle, servirà a fare il punto sui progressi fatti e su quelli da fare per la sostenibilità economica, per la sostenibilità ambientale. Siamo partiti da quando scaricavamo le acque nei fiumi, oggi abbiamo il più grande depuratore d'Europa in Arzignano e che depura circa 29.000 metri cubi di acqua al giorno e quindi credo che abbiamo fatto dei passi da gigante, ma non finisce qui. Le aziende cercano per quanto possibile di limitare i consumi, la stessa cosa la fanno e la dovranno fare in inverno le famiglie. Allora cerchiamo di avere qualche consiglio da chi se ne intende per capire come risparmiare senza però magari rimanere al freddo. Saluto Simone Giordano, presidente della comunità bruciatoristi Confartigianato Imprese Marca Trevigiana. Buongiorno e grazie per essere con noi. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito, grazie mille. Allora, sono settimane immagino impegnative per voi, perché immagino che siate le persone alle quali ci si rivolge in questa fase in vista dell'autunno e dell'inverno per capire come risparmiare. Iniziamo dalle aziende per capire come state intervenendo e se è possibile intervenire, quali sono i settori più coinvolti da queste richieste. Bene, allora diciamo che quello che noi possiamo fare in quanto tecnici è quello di efficientare al massimo gli impianti. Quindi di conseguenza anche la corretta manutenzione stessa è molto importante. Dobbiamo tenere sotto controllo questi impianti e renderli efficienti al massimo proprio per andare contro questo caro bollette. Però un'altra cosa molto importante che siamo riusciti ad ottenere come Confartigianato ma anche con altre associazioni con cui abbiamo collaborato sono il bando per l'efficientamento degli impianti termici. Non abbiamo dei settori con una maggior richiesta. Certo è che chi utilizza il proprio impianto per il processo produttivo chiaramente è molto sensibile a questo, quindi dovremo sfruttare questi bandi
per avere degli impianti sicuramente più efficienti. Ecco che così riusciamo magari ad abbattere per quanto possibile questo caro bollette, che è il tema del periodo, visto anche i servizi precedenti. Esatto, quindi bisogna essere in grado di cogliere un po' anche l'appello che era arrivato ieri dalla CNA Veneto, che diceva bisogna essere in grado di cogliere, perché i bandi europei ci sono, bisogna essere capaci di capire che ci sono, e quindi bisogna essere in grado di coglierli proprio per rendere il più efficiente possibile il proprio sistema, e in questo modo anche la Confartigianato accompagna, affianca le imprese. Assolutamente, noi siamo presenti e ci teniamo chiaramente tantissimo. Sia le aziende che il privato devono avere comunque la cultura, parliamo così, della manutenzione annuale, perché può essere il consiglio del tecnico di fiducia che magari porta l'utente finale o l'azienda ad andare a magari efficientare il proprio impianto tramite dei bandi, o comunque trovare la soluzione migliore. Questo sicuramente. Tarare un impianto, installare un qualcosa che sia più evoluto per comunque riuscire a controllare al meglio il proprio impianto termico è senz'altro fondamentale in questo periodo più che in precedenza, ecco. Veniamo alle famiglie che ci stanno guardando da casa e che staranno già facendo i conti su dove risparmiare. Sappiamo che ci sono le nuove direttive, le nuove indicazioni per quanto riguarda ad esempio la temperatura in casa, che non dovrà superare 19 gradi, 17 negli impianti, appunto nelle aziende, nei capannoni. E quindi che consigli si sente di dare ai cittadini in vista dell'inverno? Allora, cambierà inevitabilmente un po' le nostre abitudini, avere anche questa differenza di temperature, perché ovviamente ci sentiamo liberi nelle nostre case di fare un po' quello che vogliamo, ma è evidente che non si può. Dobbiamo rispettare anzitutto queste regole. Sarò ripetitivo, ma il controllo della caldaia deve essere fatto, deve essere una cultura ormai, non solo per quella che è il rispetto della normativa. Dobbiamo pensare che sia sicurezza nostra, sicurezza per chi ci circonda, chiaramente anche in un condominio, ma oggi più che mai dobbiamo pensare che possiamo adeguare un po' i consumi e rendere la caldaia, tanto per rendere l'idea, un qualcosa che abbassi il consumo necessariamente. Siamo obbligati a fare questo. Quindi affidatevi senz'altro a il vostro tecnico di fiducia che possa anche darvi qualche consiglio, questo sicuramente. Ma dobbiamo anzitutto rispettare le regole e dobbiamo affrontarla così. Ogni quanto va fatto il controllo della caldaia? Diamo proprio le istruzioni per l'uso. Allora, la manutenzione annuale è annuale per l'appunto, quindi ormai quasi tutte le aziende offrono il servizio di promemoria annuale, quindi non ci si dimentica nemmeno più di farla, è entrata in quella che è un qualcosa di normale assoluto farla, e quindi rispettiamo questa regola che oggi ci darà la possibilità di risparmiare qualcosa. Quindi abbassare la temperatura in casa, abbassare anche la temperatura dell'acqua ci è stato raccomandato. Assolutamente sì, un qualcosa di banale che però non tutti sanno è quello di tenere una temperatura dell'acqua più mite invece di miscelarla, diciamo così, con quella che è l'acqua fredda, perché siamo abituati a avere delle temperature in normalità anche di costi magari piuttosto elevate, per poi non ci rendiamo conto che effettivamente riabbassiamo la temperatura dell'acqua sanitaria per portarla alla temperatura che a noi piace. Quindi partiamo già da una temperatura più bassa e da questo cominciamo ad abbassare un po' la bolletta, perché anche con qualche punto percentuale di meno, senz'altro quest'anno ne vedremo i benefici. Chi ha caldaie datate, e le chiedo anche che cosa significa datata, perché poi per me potrebbe essere recente, per un addetto ai lavori invece potrebbe essere più vecchia una caldaia, che consiglio date nel momento in cui si va a fare il rinnovo, quindi a cambiare la caldaia? Cosa scegliere?
Allora, è molto soggettiva la cosa, perché ovviamente si adegua molto alla tipologia di impianto, alla tipologia di abitazione, di uso che se ne fa di una caldaia, però tendenzialmente una caldaia è vecchia nel cambio generazionale della caldaia, quindi una caldaia tradizionale piuttosto che quella a condensazione che oggi ormai tutti conosciamo, quantomeno eseguire il salto con una caldaia a condensazione, con delle valvole termostatiche nei radiatori, in maniera che avere anche dei comandi evoluti che possono controllare queste temperature. Tutto insieme può creare senz'altro, anzi sicuramente crea un buon abbassamento in percentuale dei consumi, questo sicuramente. E speriamo anche, faccio questa nota, di ritrovarci di nuovo in quello che è lo sconto in fattura, che è andato un po', non dico a morire, però con tutti i problemi che conosciamo abbiamo perso un po' questa opportunità per la maggior parte delle aziende. Riavere lo sconto in fattura vuol dire poter mettere un prodotto più prestante, riuscendo a spendere qualche soldo di meno, ecco, detto così volgarmente. E quando una caldaia, anche se funzionante, va cambiata, o meglio, se una caldaia è funzionante, va comunque cambiata dopo una certa data? Allora, tendenzialmente noi in quanto tecnici riusciamo a capire anche tramite analisi di combustione, quindi con degli strumenti adatti, quando la caldaia effettivamente sta cominciando a perdere della resa. Quindi al di là del cambio generazionale a condensazione, noi ci accorgiamo che effettivamente cominciamo, tra virgolette, a buttare via i soldi nella bolletta, perché il consumo non è più quello adeguato e oggi più che mai fa la differenza. Quindi approfittare e sostituire il generatore, sì. Ovviamente ci vuole il tecnico di fiducia, quello che parla per conoscenza e dice le cose come stanno nella realtà dei fatti. Chiudendo questo argomento, le faccio una domanda su come sta andando il vostro settore, che è direttamente legato a quello che è anche il mondo delle imprese edili, quindi al super bonus, perché comunque chi è andato a fare degli interventi, tra gli interventi c'era proprio anche quello della sostituzione della caldaia, eccetera. Che mesi, che periodo è stato questo per voi? Positivo? Con degli aspetti negativi? Abbiamo avuto l'altro giorno il presidente ANCE Veneto che dice: io sono ottimista, però insomma la situazione è pesante per noi, abbiamo bisogno di certezze e di una continuità su quelli che sono gli interventi fatti dal governo. Allora, sono stati mesi importanti, senz'altro c'è stato un aumento verticale del lavoro, questo sicuramente, perché comunque in molti hanno efficientato il proprio impianto, come anche il serramento piuttosto che altro. Ci sono stati dei contro e uno dei primi contro è il personale. E il personale si fa fatica a reperire effettivamente, quindi c'è bisogno di forza lavoro nel nostro settore. E un altro problema sicuramente è stata anche la cessione dei crediti, quindi siamo partiti molto bene tutti, senz'altro, però oggi il problema della cessione dei crediti in generale per le aziende sicuramente sta diventando un grosso problema. Alcuni riescono a sopportarlo, altri ovviamente sentono il peso di questo. Quindi se non riusciamo a, tra virgolette, a tornare a casa dei nostri soldi, detto molto brutalmente, le cose cominciano a farsi piuttosto difficili. Quindi questo penso che peserà nel prossimo futuro se le cose non si sistemeranno, questo sicuramente. Poi attenderemo eventualmente delle proroghe per quanto riguarda 110 e quant'altro, valuteremo man mano la situazione. Presidente, grazie davvero, grazie soprattutto per i suoi consigli. Adesso starà ad ogni singolo cittadino affidarsi al proprio tecnico di fiducia, che faccia una visita alla propria caldaia per capire dove è possibile intervenire per risparmiare e non vedere bollette stratosferiche arrivare nei prossimi mesi. Io la ringrazio davvero tantissimo Stefano Pontel, Simone Giordano, presidente della comunità dei bruciatoristi di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana. Presidente, grazie davvero.
davvero. Torneremo magari ad aggiornarci nei prossimi mesi per capire anche in che modo si è intervenuti, quali sono state le richieste dei cittadini e se magari registrate un aumento delle richieste per cambiare la caldaia. Anzi, glielo chiedo subito, in quest'ultimo periodo, alla luce di questi rincari, c'è stato rispetto agli anni precedenti un aumento di richieste di cambio della caldaia, di sostituzioni con caldaie più recenti, proprio per queste migliorie di cui lei parlava? Sì, assolutamente sì, c'è stata una maggior richiesta senz'altro, sia per il motivo del caro bollette, diciamo, però come dicevo prima anche l'ecobonus e sconto in fattura ha comunque movimentato moltissimo l'ambito della sostituzione della caldaia, quindi per questo dico dovrebbe continuare a proseguire la questione in modo tale da poter vedere sempre più impianti ben funzionanti, efficienti e soprattutto sicuri, questo sicuramente. Sarebbe la Poi risposta. io Certo. resto a disposizione per qualsiasi cosa in qualsiasi momento. Grazie ancora a Simone Giordano, Presidente Comunità Bruciatoristi Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, buon lavoro e torneremo presto ad aggiornarci. Grazie Presidente Giordano. Grazie a voi, buona giornata a tutti. Grazie davvero, e questi consigli speriamo di esservi stati utili, perché insomma le bollette sappiamo che saranno significative facendo un raffronto con gli anni scorsi, e quindi anche piccoli accorgimenti sono importanti per limitare i consumi. Abbiamo parlato prima delle aggressioni ad un autista di Bus Italia nel Padovano, ma purtroppo le aggressioni ai conducenti dei mezzi pubblici non conoscono confini, riguardano anche la Marca Trevigiana. Ieri c'è stato un pomeriggio di disagi, lo sappiamo, per lo sciopero del trasporto pubblico locale. Anche in provincia di Treviso i sindacati hanno protestato proprio per le continue aggressioni ai danni dei conducenti e dei controllori. La CISL ha dato dei dati ben precisi: 2 assalti al mese nei mezzi MOM. Nel primo semestre dell'anno, pensate, 100 giorni di infortuni refertati. La più grave come dinamica è stata l'aggressione a coltellate di un autista a Nervesa della Battaglia, mentre il mese peggiore è stato giugno, quando 2 agenti accertatori dopo un parapiglia a Montebelluna sono dovuti ricorrere alle cure mediche, uno per una distorsione al ginocchio, l'altro per un trauma cranico, mentre un conducente ha subito un trauma facciale a Jesolo, graffi, spintoni, ferite, quasi un bollettino di guerra, quello diffuso dalla FIT, la sezione dei trasporti della CISL, nel giorno dello sciopero che ha interessato anche i mezzi pubblici della mobilità trevigiana. In MOM, questo è il conto del sindacato, si registrano mediamente 2 assalti al mese a danno degli operatori, e da inizio anno sono 100 i giorni di infortunio refertati nei pronto soccorso della Marca. Un calo, sottolinea però Stefano Bergamin, segretario della FIT CISL, si è registrato tra luglio e agosto con l'entrata in vigore del piano straordinario di controlli varato da MOM, prefettura e forze dell'ordine. Non solo, sono sempre di più, circa una 70 i mezzi dotati di panic button, dispositivo che dà la possibilità all'autista di allertare la sala controllo MOM, che provvede se necessario a far intervenire le forze dell'ordine. Una battaglia per la sicurezza, la definisce la CISL, mentre per la CGIL è anche una questione di mansioni. Consideriamo il fatto che gli autisti sono lasciati anche, diciamo, un po' a se stessi, anche rispetto alle mansioni che hanno, perché sono diciamo nel momento anche del Covid erano incaricati di verifica dell'utilizzo corretto delle mascherine, cioè una mansione ulteriore che ovviamente porta a uno stress ulteriore e a un possibile, come dire, contrasto con gli utenti, che forse non doveva essere di loro competenza. Quanto al fenomeno delle baby gang, autisti e controllori lo verificano quotidianamente. Esiste e lo notiamo. Anche da quel punto di vista, oltre alle buone parole di solidarietà, bisognerebbe, a mio avviso, mettere in campo una campagna di elevazione, diciamola così, culturale, o comunque di spiegare sin dalle scuole agli studenti, fin da piccoli, che ruolo ha l'autista, cos'è il trasporto pubblico locale, e ridare quel valore che negli anni passati aveva, e negli anni passati questo tipo di problematiche erano molto più rare.
Torniamo a Padova perché dopo la rissa, quella che vi abbiamo raccontato in Piazza Duomo nel cuore della città di Padova, si torna a parlare di sicurezza per i baristi del centro storico che presto andranno a lezione per imparare proprio come gestire i clienti più molesti. I baristi e gestori di locali di Padova pronti ad andare a lezione per gestire situazioni ad alta tensione di potenziale rischio. Filippo Segato, segretario di APE Padova, ha annunciato che sta per iniziare un corso per gestire la sicurezza nei locali in collaborazione con la Polizia di Stato. Dopo l'ultima rissa avvenuta in Piazza Duomo si riaccendono i riflettori sul tema della sicurezza nelle piazze del centro storico di Padova. Abbiamo incontrato la prefettura e la questura di Padova già nei mesi scorsi per sensibilizzarli sulla problematica e concordare con loro un percorso formativo, un corso di formazione che lanceremo nei prossimi mesi e che stiamo programmando, col quale daremo le informazioni specifiche agli esercenti su come comportarsi e come gestire determinate problematiche. Quindi un cliente che arriva magari già alterato da alcol o peggio da droghe nel locale, oppure compagnie appunto di persone poco raccomandabili che si recano nei locali, oppure la gestione di clientela problematica. I baristi nelle scorse settimane avevano incontrato il prefetto perché spesso si trovano a fronteggiare clienti molesti, persone alterate dall'alcol e violente, e dopo quanto accaduto in Piazza Duomo il tema è più che mai attuale. Ecco cosa impareranno. La finalità del corso è quella di intanto fornire agli esercenti gli strumenti comportamentali, cioè spiegare loro come devono fare per gestire il problema, ovviamente in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine. Un altro scopo del corso di formazione che andremo a proporre è quello di prevenire, vale a dire riuscire a intercettare fin da subito possibili problematiche, quindi ad esempio valutare l'inizio della frequentazione del proprio locale di personaggi magari poco raccomandabili, saperli riconoscere e poterli poi segnalare alle forze dell'ordine. I locali sono a loro volta a presidio di sicurezza, spiega Segato. Se chiudono le attività la città si svuota e viene abbandonata. Ridare legalità alle zone grazie anche alla collaborazione dei pubblici esercizi è fondamentale per rendere il nostro territorio più vivibile. È il momento di fermarci per la pubblicità, tra poco. Siamo tornati in diretta per parlare di donazioni di sangue nello specifico. Una buona norma per aiutare gli altri, in qualche modo per aiutare anche se stessi, perché ci si sente utili verso gli altri, verso chi è in difficoltà. E c'è stata la giornata, la festa per celebrare il dono nella 22esima giornata provinciale del donatore qualche settimana fa al Tempio Internazionale di Pianezza di Valdobbiadene. È stata l'occasione per fare il punto sulle donazioni di sangue, ma anche per lanciare degli appelli. Allora cerchiamo di rilanciare attraverso i nostri microfoni e le nostre telecamere questi appelli. Saluto, lo ringrazio per essere qui con noi, Stefano Pontello, Presidente Provinciale Avis Treviso. Grazie Presidente, buongiorno. Buongiorno e grazie a voi. Allora Presidente, in quella giornata, una giornata di festa, lei aveva detto il dono lo celebriamo come termometro del benessere di una società. Donare significa che è una società sana, che guarda agli altri. Sì, sana e responsabile nei confronti degli altri. Come lei accennava prima, praticamente è un senso civico che deve muovere appunto ognuno di noi per aiutare gli altri, e con il dono del sangue è un aiuto importante che diamo alle persone che hanno bisogno, che stanno male, peggio di noi. Sappiamo come il Covid abbia condizionato un po', ha condizionato tutto, a 360 gradi, aveva condizionato anche le donazioni, però insomma i dati che avete in mano sono dati positivi, che fanno essere ottimisti. Diamo un po' questi numeri per capire com'è la situazione delle donazioni nella nostra provincia, Presidente. Sì, allora la nostra provincia a tutto agosto del 2022 registra un numero di donazioni pari a 30.000.
In proiezione per la fine dell'anno contiamo di arrivare intorno ai 45.000 donazioni. Un dato che ci conforta e ci spinge a fare meglio se pensiamo che appunto nel pre-pandemia le donazioni erano arrivate nel trevigiano a quota 50.000. C'è molto da fare, molto da recuperare. Come dicevo prima, le donazioni, il dono è anche la misura, diciamo, della sensibilità da parte appunto della popolazione e qui dobbiamo recuperare un pochino di strada persa appunto a causa della pandemia. Chi donava si è allontanato in qualche modo e chi pensava magari di donare si è un attimo fermato proprio a causa della pandemia. Cioè, che passo in più bisogna fare, Presidente, per ritornare a quei numeri, a quelle 50.000 donazioni? Diciamo che quando mi riferivo appunto al fermo che c'è stato con la pandemia, in realtà non c'è stato un fermo da parte dei donatori. I donatori sono sempre stati disponibili, hanno sempre messo a disposizione il loro prezioso dono. Quello che è venuto a mancare è un po' quello che chiamo io praticamente le risorse umane, in particolar modo i medici. Come tutti sappiamo, ormai è noto che i medici sono diventati un elemento prezioso, diciamo, nella cura delle nei nostri ospedali. E anche Avis ne ha risentito, ne risente particolarmente nelle raccolte associative domenicali, dove praticamente ci troviamo a segnare il passo e attualmente abbiamo un calo appunto del 10% delle donazioni rispetto allo scorso anno, nonostante la lista di attesa che vengono appunto registrate dai nostri presidenti siano molto lunghe. Ecco, quindi come dicevo su Appianezze, l'appello è proprio questo, che i medici che hanno disponibilità e possibilità di collaborare con noi si facciano avanti per aiutarci, diciamo, a recuperare questo gap importante che abbiamo registrato. Quindi, Presidente, l'offerta di questo bene prezioso che lei ha definito così c'è, però si fa fatica a raccoglierlo. Sì, i donatori non mancano. E questa è una buona notizia, perché insomma avevamo lanciato tanti appelli perché si facessero avanti i donatori, quindi questa è già una buona notizia. Sì, le dico, quest'anno abbiamo già raccolto la disponibilità e il primo dono di 1150 donatori e quindi praticamente le nostre fila vengono costantemente rimpinguate. Come dicevo, quello che manca è appunto l'apporto da parte dei medici che è importante, è essenziale, è l'elemento primario per poter raccogliere sia negli ospedali ma anche nelle nostre articolazioni organizzative domenicali. Quindi soprattutto nelle giornate, nelle domeniche? Sì, noi diciamo pre-pandemia avevamo per così dire una disponibilità di una cinquantina di medici che a rotazione uscivano la domenica mattina. L'organizzazione che noi in collaborazione appunto dei nostri presidenti riusciamo a sostenere prevede ogni domenica che ci siano appunto 6 centri di raccolta sparsi per la provincia. Per ogni centro mediamente abbiamo bisogno di un paio di medici, quindi va da sé che con un po' di turnover il numero di 50 medici sarebbe praticamente il numero ideale. A oggi ci troviamo con un numero pari a 35 medici e quindi la difficoltà sia per il turnover ma anche per ovviamente dare un po' di respiro anche a queste persone fa sì che a volte in qualche centro di raccolta dove dovremmo mandare 2 medici siamo costretti a mandarne uno solo. Di conseguenza il calo è inevitabile. Cercate anche volontari, vero Presidente? Sì, Avis cerca di dare un servizio a tutti i propri iscritti, in particolar modo a quelli che si recano anche nei centri trasfusionali. Da qualche anno abbiamo istituito il servizio di accoglienza che è svolto da volontari, più o meno giovani,
che praticamente dedicano un paio d'ore della propria giornata, alternativamente ovviamente con una turnazione, e praticamente accolgono i donatori che arrivano al centro trasfusionale, li seguono dall'inizio alla fine, e quindi è un servizio importante, ora riconosciuto importante anche dalla direzione del centro trasfusionale, in quanto appunto collaboriamo con loro per la buona gestione della mattinata di raccolta. Su questo faccio un appello a chi appunto ha disponibilità, specialmente ai nostri donatori, in particolar modo presso i CT di Treviso e di Vittorio Veneto, dove effettivamente non abbiamo avuto un rincalzo di queste disponibilità, e quindi per questo chiedo appunto chi avesse la disponibilità, chi magari può essere anche in pensione, chi fa un lavoro a turno, chi ha voglia di dare il proprio contributo anche con la propria presenza, può farlo e si mette in contatto con l'AVIS provinciale, lo formeremo, lo accompagneremo in questa nuova esperienza. Siamo sicuri, diciamo, che sarà un'esperienza per lui edificante, e soprattutto avrà contatto con delle persone fantastiche come lo sono i nostri donatori. L'unico requisito è quello di avere un po' di tempo a disposizione, Presidente. Sì, quello è importante, però io credo che ci sia delle persone che hanno il tempo e anche il piacere di dedicarsi agli altri. Magari non lo possono più fare con la donazione, perché magari hanno superato l'età donazionale, ma si può sempre dare una mano e essere volontari e donatori, donando non più il sangue ma il proprio tempo. Presidente, l'ultimissima domanda, che esula un attimo ma che comunque coinvolge tutti quanti, e mi viene da rivolgerla anche a lei. Siete preoccupati per questi aumenti? In che modo possono pesare sulle realtà di volontariato come la vostra, ma che sono fondamentali però? Sì, come abbiamo visto in questi giorni, in queste settimane, questi aumenti, questi rincari sono rincari che colpiscono in maniera proprio orizzontale, non guardano in faccia a nessuno, nemmeno le associazioni di volontariato. Per il momento noi riusciamo ancora a gestire questi costi, però diciamo, ecco, l'aumento dalle ultime bollette è stato importante, e bisognerà appunto che qualcuno che collabora con noi, che però è anche titolare della convenzione, ci dia una mano, e questo sarà argomento dei prossimi incontri anche con la direzione generale e col dottor Benazzi, che qui ringrazio anche per la disponibilità e la collaborazione che sempre ha contraddistinto il nostro rapporto. Presidente, grazie davvero, grazie per essere intervenuto, speriamo che i suoi appelli arrivino a destinazione e ci faccia sapere se insomma riuscirete a trovare questi medici, questi volontari che aiutino, perché la vostra opera è fondamentale, ma c'è bisogno della collaborazione di tutti, dai donatori a chi poi li assiste. Quindi Presidente, grazie davvero, chi è interessato si può rivolgere all'AVIS provinciale, i numeri immagino si troveranno sui siti. È semplicissimo, 0422 40 50 77. 40 50 77 0422, poi il sito è consultabile da parte di tutti, insomma fatevi avanti, un po' di tempo a disposizione. La formazione quanto tempo richiede? Lei diceva che i volontari verranno formati. Normalmente c'è un periodo di affiancamento e un paio di serate di formazione, ma diciamo cosucce da un'ora, ecco, più che altro per spiegare il funzionamento e ovviamente far capire quali sono i limiti operativi entro i quali ci possiamo muovere. Grazie davvero a Stefano Pontello, Presidente Provinciale AVIS Treviso. Il dono, ha detto, il termometro del benessere di una società. Le rubo questa frase perché la trovo molto significativa e importante per qualificare una società, e sappiamo come il nostro popolo sia molto voltato alla solidarietà. Grazie davvero Presidente, buon lavoro, a presto. Grazie a voi per la disponibilità. Grazie davvero a Stefano Pontello, e adesso andiamo avanti con le nostre notizie, andiamo a Vicenza con la polizia
polizia provinciale di Vicenza che è intervenuta sul laghetto di Busa Piezzegoro a Recoaro 1000, un SOS anfibi. L'obiettivo era liberare le acque dai pesci che si nutrono dei girini. Recoaro, la polizia provinciale e i volontari del bacino Agno-Chiampo entrano in azione nel laghetto di Busa Pizzegoro. È il comune preoccupato per la presenza di pesci non tipici che possono mettere a rischio l'equilibrio ambientale ad aver chiesto l'intervento. Viene segnalata la presenza di pesci rossi, pesci gatti americani e qualche pesce gatto italiano, specie invasive che nel loro menù prediligono uova di anfibi e girini, mettendo così a rischio la popolazione di rane, rospi, tritoni e salamandre presenti nella zona che, nel laghetto, uno dei pochi sopravvissuti alla siccità, si riproducono. Per questo sarà necessario asciugare il laghetto con le idrovore e prelevare fino all'ultimo pesce, visto che si tratta di specie particolarmente prolifiche e bastano pochi esemplari per formare numerosi branchi in poco tempo. Intanto Polizia Provinciale e volontari del bacino Agno-Chiampo hanno prelevato oltre 30 kg di pesce che è stato portato a Montecchio Precalcino e qui liberato in apposite vasche in attesa di individuare un luogo adeguato dove vivere senza mettere a rischio la sopravvivenza di altri animali. No alla tassa d'accesso a Venezia, per questo residenti e comitati contro si sono dati appuntamento a Rialto, a Venezia, il prossimo 21 settembre a partire dalle 18 e il luogo del ritrovo sarà la zona pescheria. No al contributo d'accesso quotidiano a Venezia anche per i residenti di Mestre e Marghera e no all'obbligo del QR code per non versare la quota in questione che andrà dai 13 euro a seconda che si tratti di stagione alta, bassa o media, cioè in base all'affollamento in città. Premesse queste che tra le calli veneziane risuonano come dei mantra, quelli con cui residenti, comitati cittadini, associazioni e gruppi consigliari di opposizione si sono dati appuntamento per la prossima settimana a Venezia, in pescheria a Rialto, per mettere in campo i prossimi piani di mobilitazione contro. È un tema molto pregnante che rischia di essere non solo invasivo ma anche molto coercitivo della vita dei cittadini a Venezia e quindi noi invitiamo tutta la cittadinanza ad approfondire e a venire a partecipare a questa manifestazione che è molto corale, molto partecipata perché c'è stata già in questi giorni una grande risposta che vediamo sta crescendo di giorno in giorno. Per trovare i margini di manovra per gli aggiustamenti del regolamento sull'entrata in vigore della citata tassa, la parola d'ordine è fare fronte comune e trovare una soluzione possibilmente nella mediazione. Quando il test arriverà in Consiglio, perché l'anomalia è che il Comune ha già pubblicato il bando di gara per assumere vigilantes che andranno a controllare la gente in giro, ma il testo non è stato ancora approvato al Consiglio Comunale ed è il Consiglio che avrà l'ultima parola, non la Giunta. E il punto sta anche qui, esclusi dal pagamento della tassa parenti o affini fino al 3° grado, ma soltanto di chi risiede a Venezia, centro storico e isole, quindi parenti e affini di chi risiede a Mestre o a Marghera sono tenuti invece a pagare la tassa se decidono di visitare Venezia o una delle sue isole. È incostituzionale, torna a dire l'avvocato cassazionista. Quindi io mi trovo in città, lavoro qui oppure sono comunque residente qui ma ho dimenticato il documento, rischio di andare incontro ad una sanzione e di dovermi poi sobbarcare le spese e i tempi di un ricorso in sede giurisdizionale. Il 9 ottobre per la prima volta porte aperte negli ospedali più belli e antichi d'Italia. Acosi lancia la giornata degli ospedali storici e un ricco programma tra arte e medicina. 13 ospedali storici, i più belli e antichi d'Italia, apriranno per la prima volta le loro porte domenica 9 ottobre. L'annuncio questa mattina nel corso di una conferenza stampa a Firenze con il direttore generale dell'Ulstre Serenissima e presidente della neonata Associazione degli Ospedali Storici. Oggi a Firenze è stata una giornata importante, direi quasi storica. Proprio abbiamo avuto per Acosi l'opportunità di raccogliere una serie di risultati, direi. In primis il sancire che il 9 di ottobre ci sarà in tutti gli ospedali l'apertura
con il supporto di un concerto, e questo sarà fruibile per tutti i nostri cittadini. La presentazione di un libro che raccoglie tutti i beni che in questi ospedali sono raccolti, e vengono illustrate le opportunità che in queste strutture aderenti ad Acosi i cittadini che le andranno a visitare possono vedere. Un percorso di 3 anni che ha portato a riunire in un'associazione i 13 principali ospedali storici, tra cui il Civile di Venezia, in 12 città, come Milano, Firenze e Roma, con i 10 enti gestori. Ma l'incontro fiorentino è stata l'occasione per siglare un importante protocollo con il Ministero della Salute e della Cultura, che accenda i riflettori su queste realtà, la loro conservazione e la loro sostenibilità. Questo atto d'intesa dà un'enorme responsabilità ad Acosi, che viene identificato come il soggetto attuatore sostanzialmente delle politiche di divulgazione e di preservazione degli ospedali storici d'Italia, ed eventualmente per incanalare eventuali finanziamenti che su questi ospedali potranno arrivare. È il momento di fermarci ancora per una pausa pubblicitaria, prima il meteo e poi ci sarà lo spazio per il dibattito tra candidati sui temi di cui si discute in questi ultimi giorni, in queste ultime ore, quindi meteo, pubblicità e poi di nuovo in diretta con la politica. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Benvenuti al meteo. Il fronte instabile si allontana dall'Italia, ma nella giornata di sabato 17 settembre il tempo sarà ancora variabile sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto avremo precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, specie al mattino, in graduale attenuazione con il passare delle ore, con tendenza a schiarite soleggiate nel corso del pomeriggio. Temperature in calo, minime tra 7 e 15 gradi, massime invece comprese tra i 18 e i 19 gradi all'incirca, dunque clima piuttosto fresco. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso in mattinata cielo coperto con piogge in genere moderate, sulla costa soffierà bora forte, a seguire generale miglioramento. Giornata piuttosto fredda per la stagione con temperature minime sugli 8-12 gradi, massime sui 16-19 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove risulterà il tempo perturbato. Nelle prime ore del mattino avremo precipitazioni residue, nel corso della giornata maggiori tratti soleggiati. Temperature minime intorno ai 10 gradi, massime sui 21-22 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Siamo tornati in diretta come anticipato prima della pausa pubblicitaria, lo spazio che ormai ci accompagna in queste settimane dedicato al dibattito politico tra candidati in vista delle elezioni del 25 settembre. Sono tanti i temi sul tavolo che riguardano il nostro territorio, ma che riguardano insomma anche il dibattito nazionale. Allora saluto, ringrazio i miei ospiti, li vedo già tutti e tre schierati in collegamento. Saluto Massimiliano Zane, candidato di Più Europa, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ringrazio l'onorevole Giuseppe Paolini, candidato della Lega, buongiorno. E buongiorno anche a Marco Piccoli, candidato di Italexit. Grazie per essere con noi. Buongiorno a voi.
E allora iniziamo subito collegandoci alla cronaca, perché noi in apertura abbiamo a lungo parlato della tragedia ieri sera a Noventa di Piave, di quello studente 18enne morto durante uno stage nell'alternanza scuola-lavoro. Adesso ci si interroga sull'opportunità di rivedere questo tipo di attività, gli stage e l'alternanza scuola-lavoro, senza entrare naturalmente nel merito della vicenda, perché ora aspetterà le forze dell'ordine, la magistratura a far chiarezza, ricostruire quello che è accaduto. Secondo voi questo tipo, perché purtroppo quello di Giuliano non è l'unico episodio, la cronaca italiana ci ha raccontato di altri giovani che hanno perso la vita proprio durante questi stage, come vanno rivisti e in generale, vi aggiungo un ulteriore elemento, come si deve intervenire sulla sicurezza all'interno dei posti di lavoro in generale. Inizio con Zane. Sì, grazie. Ovviamente la vicinanza alla famiglia ovviamente è doverosa, non è purtroppo né il primo e ci auguriamo che sia l'ultimo di questi gravissimi episodi. Come spesso capita, la macchina è imperfetta, l'alternanza scuola-lavoro poteva essere e può essere una grande opportunità di relazione fra l'attività didattica formativa e l'inserimento all'interno del mondo del lavoro. Sfortunatamente, come spesso accade, non è appunto un problema di macchina ma di chi la guida, cioè quindi dell'attività di controllo, dell'attività di regolamentazione, dell'attività di formazione, tanto di chi come studente si avvicina e si approccia al mondo del lavoro, quanto di chi come impresa e come azienda si offre dalla propria disponibilità a poter inserirlo o inserirsi in questo contesto. Sfortunatamente occorre maggiore controllo, occorre più formazione. Gli incidenti sul lavoro sono quintuplicati dall'inizio dell'anno e coinvolgono non solo gli studenti ma anche operatori più anziani, operatori più formati, operatori che da più tempo lavorano anche ognuno nel proprio contesto, che vuol dire che c'è una mancanza di prevenzione e una mancanza di cultura legata alla sicurezza sul posto di lavoro. Questo per tutta una serie di motivi, tra cui anche la difficoltà di poter sostenere le aziende in questa attività formativa. Ecco che allora bisogna iniziare a creare una nuova cultura della sicurezza sul lavoro che metta da una parte i lavoratori in sicurezza e dall'altra parte le aziende nella sicurezza di poter operare e di poter lavorare attraverso proprio quel lavoro e quell'impegno. Onorevole Paolin. Sì, sicuramente i temi che sono stati posti sono corretti. A mio avviso comunque le regole ci sono. Possiamo dire che la crisi ha allentato le sicurezze. Comunque sia, bisogna rivedere un po' il meccanismo di questi stage, soprattutto dove in aziende dove il pericolo ci può essere e dove magari una persona che non è formata potrebbe mettersi in pericolo. Credo che la cosa vada rivista, serva un punto di stop e rivedere un po' tutte le regole che regolamentano questi stage. Logicamente credo che nel caso in questione che non commentiamo ci sia anche della fatalità e a quella purtroppo né le regole né la prevenzione possono intervenire. Marco Piccoli. Sì, anzitutto anch'io come cittadino, prima ancora che come candidato Italexit, esprimo solidarietà alla famiglia per questa tragedia immane. È indubbio che negli ultimi anni, grazie a delle politiche scellerate, siano stati fatti dei tagli molto importanti. Io le chiamo le 3S, la sicurezza, la scuola, il lavoro, avvicinare comunque il tessuto socioproduttivo alla filiera dell'educazione. È una sfida che richiede tempo, pianificazione, risorse, soprattutto risorse. Un ragazzo di 18 anni non può e non deve assolutamente morire
mentre sta cercando di acquisire la sua emancipazione professionale. Quindi in questo senso bisognerà sicuramente rivedere certe misure a sostegno del reddito e delle imprese, della scuola. Non a caso nel programma di Italexit per l'Italia con Gianluigi Paragone abbiamo inserito un capitolo dedicato anche alla riqualificazione dei fondi sul reddito di cittadinanza, che a nostro avviso, almeno in parte, potrebbero essere impiegati proprio per riavvicinare questi attori macro che sono il tessuto socio-produttivo locale, regionale, alle scuole, alla formazione, e quindi dando anche più attenzione a quella che è la sicurezza sul lavoro e nelle scuole. Piccoli ha tirato in ballo un tema, quello del reddito di cittadinanza. Lasciamo ora la questione incidenti sul lavoro. Quello del reddito di cittadinanza, vedevo Massimiliano Zani che scuoteva la testa. Quello del reddito di cittadinanza, Piccoli, e poi vado da Zani e vado dall'onorevole Paolin, è un tema che si sta ripresentando in questa campagna elettorale, ha accompagnato la vita degli esecutivi che si sono susseguiti, e perché per molti è stata la causa di questa carenza di personale cronica che ha visto tanti tessuti produttivi coinvolti. Pensiamo a tutto il mondo del turismo in quest'estate che ha faticato, e ci dicevano gli addetti ai lavori, molti vengono a fare il colloquio e ci dicono no, non voglio far sacrifici, mi prendo il reddito di cittadinanza. Secondo lei va rivista come misura, Piccoli? Riparto da lei. Sì, assolutamente sì, anche perché io vorrei ribadire che il reddito di cittadinanza sicuramente ha funzionato, ma ha funzionato per creare consenso elettorale che altrimenti non ci sarebbe stato. Ha sicuramente fallito come strumento di riqualificazione professionale, di riemancipazione professionale, anche perché sappiamo benissimo che in alcune aree, in determinate aree del territorio italiano, una misura del genere avrebbe ulteriormente scoraggiato e disincentivato le politiche del lavoro. Cioè una persona che si reca a fare un colloquio da un albergatore che gli offre lavoro e pretende di poter lavorare senza perdere quel tipo di diritto, francamente esprime in maniera molto chiara, a mio avviso lapalissiana, che la misura non funziona. Se ha funzionato per poco tempo e in modo non sempre efficace. Noi non siamo a prioristicamente contro il reddito di cittadinanza. Noi abbiamo cercato di contemplare, inserire nel nostro programma delle revisioni in modo tale da poterla riqualificare e ricontestualizzare come misura utile a ricreare politiche per il lavoro. Zane. Sicuramente il reddito di cittadinanza aveva un suo senso, che però è andato perduto nel suo svolgersi, nel suo applicarsi. Noi come Più Europa proponiamo una revisione del reddito di cittadinanza in un contesto di riforma generale delle politiche del lavoro, di reinserimento, di attivazione. Pensiamo per esempio all'introduzione del salario minimo mobile, definito in accordo fra le parti sociali e le parti produttive, ma anche per esempio la decontribuzione per i neoassunti fino a 35 anni. Ciò che noi dobbiamo fare in questo momento è creare delle politiche di sostegno proattive, non solamente di sussidio, non solamente di sostegno passivo, ma che permettano soprattutto alle giovani generazioni di potersi inserire nel mondo del lavoro seguendo quelli che sono i diritti fondamentali riguardante la propria formazione, la possibilità di avere nuove assunzioni regolamentate con contratti in regola. Per esempio è stato parlato del settore del turismo, io mi occupo di turismo sostenibile come anche di cultura, e la frammentazione contrattuale è uno dei nodi da sciogliere per il rilancio di questo settore. Quindi regolamentando anche la questione salariale e quella di equità di genere. Ovvero dobbiamo guardare ad un sistema integrato, più complesso, non possiamo semplicemente andare a toccare un aspetto, quale il reddito di cittadinanza, senza poterlo inserire all'interno di un contesto più ampio di riforma del nuovo mercato del lavoro. Onorevole Paolin, quando si parla di reddito di cittadinanza l'opinione pubblica si divide tra chi dice lo eliminiamo, ci rimettiamo mano o lo manteniamo così com'è. Beh, bisogna avere il coraggio di dire che il reddito di cittadinanza ha fallito sotto tutti i punti di vista. Ha dato lavoro probabilmente forse solo ai navigator,
non ha ricollocato nessuno, sicché rivederlo è fondamentale. Bisogna rivedere, a mio avviso e avviso anche del centrodestra, bisogna detassare le aziende, così creeremo nuovo lavoro. Il reddito di cittadinanza deve essere rivisto, a mio avviso, anche dal punto di vista della modalità con cui è effettuato. Citava prima il collega il fatto che sia diventato una forma di scambio elettorale e non un sussidio su chi ha veramente bisogno. Quindi le regole per percepirlo devono essere radicalmente cambiate. Ricordo a tutti che basta fare una domanda, io ho chiesto durante questa legislatura che fosse introdotto la richiesta del semplice documento del certificato di residenza, che avrebbe, non dico dimezzato, ma quasi le truffe. Ci rendiamo conto che le regole con cui è stato messo in piedi non sono, in un paese normale non devono esistere. Quindi sicuramente la revisione, ma ci sono anche altri strumenti per creare posti di lavoro. Zanne, voleva intervenire? Sì, semplicemente quello che dicevo prima, serve una visione prospettica più ampia. La riforma del reddito di cittadinanza, che comunque va ricordato è stato votato e portato al suo compimento tanto dal Movimento 5 Stelle quanto dalla Lega, in quanto è stato presentato dal governo giallo-verde, si deve inserire all'interno di un contesto, ripeto, più ampio, soprattutto per quanto riguarda i vincoli e il nuovo mercato del lavoro, perché questo va ad impattare insieme a altre politiche. Penso per esempio alle politiche per la famiglia, alle politiche per un fisco più sostenibile, per esempio lavorare a delle politiche che riducano le aliquote IRPEF oppure che abbassino la quota dell'anticipo annuale per le partite IVA. Sono tutte forme integrate che devono andare a pari passo con un nuovo sviluppo e una nuova prospettiva di immissione del mercato del lavoro. Nel frattempo il governo è intervenuto ieri a proposito di aiuti a imprese e famiglie con il decreto aiuti ter. Lo ricordo ai nostri telespettatori, quelli che sono alcuni elementi tra i principali, un decreto da 14 miliardi di euro. Tra le misure per le famiglie arriva un bonus, una tantum di 150 euro per chi percepisce redditi inferiori a 20.000 euro lordi annui, compresi i pensionati. Anche per gli autonomi è previsto un incremento del bonus di 150 euro, sempre limitato a redditi fino a 20.000 euro. Alle imprese la fetta più importante delle risorse, quasi 10 miliardi dei 14 miliardi totali, aliquote del 40% per gli energivori e del 30% per le imprese più piccole che impiegano energia elettrica con una potenza dai 4,5 kW in su. E poi nuovo credito d'imposta rafforzato, riconosciuto sull'elettricità. Arrivano nuovi stanziamenti anche per il bonus trasporti, il contributo da 60 euro per l'acquisto di abbonamenti ai trasporti pubblici. Onorevole Paolin, insomma, lo conosce bene questo decreto ter, è sufficiente? Insomma, stiamo raccogliendo le voci, l'allarme, l'SOS che arriva trasversalmente da tutta la società, famiglie, imprese, enti locali. Tra poco parleremo anche dei sindaci che si sono riuniti ieri a Treviso. È sufficiente? Ci si interroga sulla possibilità di uno scostamento di bilancio? Assolutamente no, noi l'avevamo richiesto, ritenevamo lo scostamento di bilancio fondamentale per affrontare la crisi che è drammatica. Cioè noi pensiamo che più perdiamo tempo, più poi i danni saranno irreversibili. Quindi noi chiedevamo lo scostamento di bilancio per evitare fra 2 mesi, quando interverrà 1 mese e mezzo il nuovo governo, danni ben più grandi. Considero i 150 euro un'elemosina, cioè noi oggi stiamo parlando, io ieri ho presentato un ordine del giorno per le case di riposo, ad esempio, che stanno affrontando una crisi drammatica e che scaricheranno sulle famiglie il peso di quello che sta accadendo. Quindi bisogna intervenire, a mio avviso il governo dovrà farlo, probabilmente ancora questo governo prima
dell'insediamento del nuovo governo dovrà intervenire, perché la situazione è drammatica, cioè i costi faranno chiudere le aziende e metteranno sul lastrico le famiglie. Quindi 150 euro sono una misura veramente, vorrei definirla ridicola. Marco Piccoli, scostamento di bilancio sì o no, e come secondo Italexit vanno aiutate le famiglie e le imprese? Ma assolutamente sì. Voi sapete che il pareggio di bilancio inserito in Costituzione è una norma palesemente di impianto neoliberista, serve a sottrarre ulteriore sovranità agli stati che fanno parte dell'Unione Europea. Noi siamo assolutamente contrari, tant'è vero che nel nostro programma uno dei punti cardine sulle battaglie che faremo, se riusciremo a entrare in Parlamento superando la soglia del 3%, sarà proprio quella di eliminare questa norma omicida per aziende e imprese che non riescono evidentemente a usufruire di politiche espansive che in Italia non ci sono, perché dovendo andare a pareggio di bilancio lo Stato non può attuare questo tipo di politiche a vantaggio del tessuto socioproduttivo. Un altro punto che volevo toccare è quello degli utili, se ci saranno utili nel 2023 per le nostre imprese, per quelle del territorio, della nostra regione, del nostro paese. Se un'impresa investe i propri utili non devono essere tassati, così come se un privato decide di fare degli investimenti in determinati settori strategici, sostenibilità, scuola, educazione, ricerca. Abbiamo bisogno come sistema paese di riappropriarci della nostra sovranità monetaria e di dimostrare che l'euro non è la moneta, evidentemente non è la moneta di tutti, è la moneta di nessuno. L'Italia ha un livello salariale, leggevo proprio gli ultimi dati l'altro ieri, i livelli salariali di questo paese in questo momento sono quelli di 25 anni fa, siamo fanalino di coda in Europa, e credo che quello che è successo in Grecia negli ultimi anni dovrebbe anche fungere come monito. La Grecia sicuramente non ha l'economia e diciamo il Made in Italy, la creatività che abbiamo noi con le nostre imprese, però io quello che vedo è che si sta facendo di tutto per impoverire ulteriormente quel poco che c'è rimasto. Tutti gli asset strategici sono stati, diciamo, vittima di una privatizzazione selvaggia, tant'è vero che Italexit vuole riportare gli asset strategici in settori strategici del paese al centro dell'attenzione, creare una banca pubblica che sia prestatore di ultima istanza per gli imprenditori che evidentemente, avendo già un problema con le bollette da pagare, figuriamoci come possono pagare i contributi per i dipendenti. E poi qui torna il tema delle famiglie. Cioè, se lo scostamento di bilancio non sarà consistente, non sarà vibrante entro la fine dell'anno, molte imprese non riusciranno a coprire i costi, e tant'è vero che molte di queste aziende hanno già cominciato a minacciare cassa integrazione, sono pronte a mettersi su quel sistema di contenimento. Questo secondo me non è fare economia per il proprio paese, è, diciamo, legittimare un neoliberismo finanziario che favorisce soltanto i mercati internazionali della finanza. Zane. Diciamo che bisogna considerare due aspetti. Prima di tutto l'Italia fa parte dell'Europa, ne è padre fondatore con il manifesto di Ventotene, e grazie all'Europa solamente nei primi 6 mesi di quest'anno sono stati banditi più di 2000 bandi proprio per le piccole e medie imprese. Grazie all'Europa è stato fatto uno scudo riguardante proprio il Made in Italy, le produzioni nazionali a protezione della globalizzazione per imprenditori grandi e piccoli. Diciamo che la questione europea, come dicevo prima, non è il problema della macchina, ma è di chi la guida. Se noi oggi abbiamo dei problemi che possiamo imputare agli istituti centralizzati europei, è determinato dal fatto che chi ci rappresenta in quella sede, cioè nel Parlamento europeo, ha collezionato dal 90% fino all'80% di assenze nei tavoli programmatici, e parlo della Lega e di Forza Italia, e pensiamo per esempio a Fratelli d'Italia, invece ha votato per 5 volte tra il 2020 e il 2021 contro il PNRR. Ora quindi il problema non è la macchina
macchina europea. Il problema è chi ci rappresenta all'interno di quella macchina. Venendo a livello più diretto, noi dobbiamo pensare a che l'economia italiana oggi è fortemente indebitata, siamo lo Stato che ha il maggior debito a livello continentale e anche oltre. Quindi una delle principali priorità da portare avanti in termini fiscali in questo momento è l'abbassamento del rapporto PIL-debito pubblico. Quindi andare a fare ulteriori scostamenti di bilanci, creare ulteriore disavanzo, creare ulteriore debito significa semplicemente procrastinare il problema e lasciarlo in mano alle future generazioni, e io francamente non me la sento di creare debito lasciandolo in mano ai miei figli e ai miei nipoti. Quindi dobbiamo lavorare su che cosa? Su un principio di equità fiscale, un fisco più giusto, far combattere l'evasione fiscale, far sì che ci sia un rapporto equilibrato fra datore di lavoro e lavoratori, affinché la produzione possa mantenersi tanto in uno stato di crisi quanto superare questo stato di crisi. Non possiamo permetterci di guardare ad una soluzione dall'oggi per l'oggi, noi dobbiamo pensare ad una soluzione dall'oggi per domani, ma che sia inserita all'interno di un contesto da qui a 10-15 anni. Vi leggo Mi scusi, prego, onorevole Paolin, prego. Però dobbiamo evitare che le nostre imprese chiudano. Quindi quello di sicuro, assolutamente. C'è un dramma e va affrontato, e una delle misure può essere lo scostamento di bilancio, e che sia chiaro, perché se noi aspettiamo avremo il problema triplicato, cioè dobbiamo evitare che le nostre imprese chiudano, e poi anche tassare le imprese che vendono in Italia ma che hanno sede all'estero. Certo, assolutamente, anche per esempio tassare le aziende che inquinano anche. Ci sta dando una mano, l'Europa non ci sta dando una mano su questo. Ecco, adesso verremo anche al ruolo dell'Europa in questa fase delicata, perché immagino che i vostri punti di vista siano molto discordanti su questo, però aggiungo un ulteriore elemento, perché c'è uno studio della CGA che quantifica in 35 miliardi i soldi che il nuovo governo dovrebbe investire come sostegni per imprese e famiglie, se si vuole che le imprese, come avete detto voi, rimangano aperte e le famiglie possano far fronte a questi rincari di luce e gas. Insomma, Zane, 35 miliardi, come si trovano? Dove si trovano? Abbiamo molte risorse e molte frecce al nostro arco, a partire da quelli che sono i fondi del PNRR, da poter investire in una maniera oculata. Una delle priorità in questo momento è proprio riuscire a investire con responsabilità e partecipazione quelli che sono i fondi, proprio quelli europei. Parliamo tanto del PNRR, ma ce ne sono decine di altri, Horizon, Europa Creativa, ci sono decine di programmi che possono intervenire in questo senso. Ciò che noi possiamo fare in maniera immediata è la semplificazione delle leggi fiscali, soprattutto creare un fisco più giusto, come dicevo prima, ridurre il debito PIL creando che cosa? Nuove aliquote per l'IRPEF, quindi alleggerendo gli oneri. In questo senso ciò che noi dobbiamo fare è mettere in moto l'economia attraverso un nuovo principio di lavoro che guardi a creare nuova ricchezza, tanto per le famiglie quanto per gli imprenditori. Onorevole Paolin, 35 miliardi sono tanti. E d'altronde la situazione qualcuno la definisce già adesso drammatica e qualcuno dice il peggio deve ancora venire, quindi è un futuro davvero a tinte fosche. Ma sicuramente, appunto per quello noi chiedevamo lo scostamento di bilancio, cioè noi siamo in un'economia di guerra e dobbiamo affrontare la situazione restando nell'economia di guerra, cioè prendendo dei provvedimenti che creeranno nuovo debito ma che ci permetteranno di rimanere vivi, perché non possiamo fare filosofia e poi la applicheremo a dei morti. Quindi adesso bisogna sicuramente intervenire, aiutare le aziende, aiutare le famiglie soprattutto. Ricordo che siamo, come diceva prima un collega, adesso non ricordo chi, ma abbiamo gli stipendi più bassi a livello europeo. Quindi bisogna affrontare l'emergenza
l'emergenza va affrontata aiutando le imprese, aiutando le famiglie e coprendo i costi. Ricordo anche una cosa, un aspetto di cui ho chiesto e che forse è passato sotto traccia. In tutta questa crisi c'è anche chi sta speculando. Secondo me bisogna trovare chi specula e punirlo, perché non possiamo permetterci una cosa del genere. Cioè, l'Italia sta affrontando una crisi che non ha eguali e c'è chi si permette di guadagnare sul pellet, sul gasolio piuttosto che su altri prodotti. Quindi anche questo è un modo per cercare di frenare il dramma che stiamo vivendo. Piccoli. Sì, io ho ascoltato con molta attenzione gli interventi dei colleghi, mi collego al discorso che facevamo prima sui livelli salariali ancora troppo bassi. C'è anche un altro problema, perché con la moneta che tendenzialmente chiamiamo moneta unica non si ha un'inflazione unica, nel senso che il tasso di inflazione galoppa in modo e a ritmi completamente diversi nei singoli paesi che hanno aderito all'Eurozona, e questo è un primo problema. Un secondo problema sul rifinanziamento di questa crisi è legato sicuramente alla fallimentare politica estera del governo italiano, mi riferisco alla crisi in Ucraina. Si è deciso di chiudere a prioristicamente i negoziati con un paese come la Russia, con cui c'erano accordi strategici da decenni, e in questo senso si è preferito rinegoziare un prezzo del gas con un altro paese che è la Norvegia, e tengo a precisare che la Norvegia non fa parte dell'Unione Europea, che ce lo sta rivendendo al quintuplo del costo che avremmo potuto ottenere rinegoziando magari con la Russia un negoziato dove si sarebbe potuto anche vedere un'Italia protagonista come paese neutrale, indipendente e autorevole, perché ricordiamoci che il nostro paese, proprio perché ha una posizione geopolitica particolare, potrebbe diventare un domani, se potesse fare quello che vuole in maniera sovrana, la Svizzera del Mediterraneo, e invece si è preferito inviare miliardi per armi in una guerra che non è nostra. Ricordo l'articolo 11 della Costituzione: l'Italia ripudia la guerra, ma in queste politiche atlantiste ed europeiste, in cui si vede sostanzialmente una politica che non è solo euro-inomane, l'euro è una moneta iniqua, ma c'è anche un problema di acquiescenza verso gli Stati Uniti, verso il Trattato del Nord Atlantico, quindi verso la NATO. In tal senso Italexit vede nel suo programma, contempla un ragionamento che va oltre. Cioè noi vorremmo mettere in discussione questi trattati, perché questi trattati sono stati firmati e ratificati in periodi storici molto diversi e riteniamo che siano in questo momento particolare di congiuntura economica obsoleti dal punto di vista economico, finanziario e geopolitico. Quindi l'Italia ritorni a essere protagonista in Europa e nel Mediterraneo, ma da paese sovrano, da paese con una politica estera tesa alla cooperazione internazionale e al dialogo. Zane, la faccio rispondere, poi allora parleremo delle sanzioni alla Russia, perché anche su questo si dibatte. Ieri poi durante la conferenza stampa il Presidente Draghi ha lanciato qualche messaggio ai partiti populisti che strizzano l'occhio verso la Russia, verso l'Ungheria. Non ha fatto nomi, ma insomma i riferimenti erano abbastanza chiari, quindi ripartiamo da qui. Però prima portate pazienza, ho la pubblicità, poco meno di 3 minuti, e poi ritorniamo con il dibattito. A tra poco. Eccoci in diretta, insieme a me Marco Piccoli, candidato di Italexit, l'onorevole Giuseppe Paolini, candidato della Lega, e Massimiliano Zane, candidato di Più Europa. Zane, immagino volesse ribattere a quello che stava dicendo Piccoli in merito al ruolo dell'Europa, dell'Italia in questa Europa, un'Europa che si dimostra più o meno unita, dipende dai temi. Faccio vedere questa notizia che leggo dal
portale dal sito di Repubblica. Francia, rischio stop all'elettricità verso l'Italia. Parigi vale il 4-5% del nostro fabbisogno elettrico annuo, e questo è legato insomma alle centrali, ai reattori nucleari che sono non completamente operanti per delle operazioni di manutenzione. Non ci voleva anche questa notizia, ma Zane, l'Europa, l'Italia in questa Europa, che analisi fate voi che nel vostro nome Più Europa dimostrate la spinta europeista, e mi riaggancio a quello che avevo detto prima, a quei messaggi che ieri il Presidente Draghi, senza far nomi, aveva lanciato ai partiti populisti che strizzano l'occhio a Russia e Ungheria. Sappiamo poi il voto di Lega e Fratelli d'Italia proprio nei confronti dell'Ungheria. Beh, diciamo che Lega e Fratelli d'Italia hanno dimostrato di avere un'idea bizzarra di democrazia in Parlamento europeo, considerando che hanno votato contro delle sanzioni di un paese che è democratico solamente perché fa le elezioni pubblicamente definite democratiche, e poi bisogna vedere come vengono oggettivamente realizzate, ma che nei fatti non è uno Stato di diritto. L'Europa è la patria dei diritti, è la patria dei cittadini, è la patria delle imprese, degli imprenditori, dei diritti dei consumatori, è una grande casa comune, sicuramente perfettibile, su questo lo diciamo noi stessi. Infatti tra le varie proposte che portiamo c'è una revisione del potere legislativo del Parlamento europeo, per esempio, oggi bloccato dal diritto di veto. Che cosa vuol dire? Che sui 27 paesi basta che un paese si metta di traverso e questo blocca l'intera macchina che parte da quelli che è la revisione dei trattati, per esempio dei trattati, dei rapporti, dei pesi internazionali, quindi superamento del diritto di veto, voto a maggioranza qualificata, una legge elettorale uniforme a livello europeo, questo per creare che cosa? Un'identità propria di Stati Uniti d'Europa, che è quello a cui noi dobbiamo guardare, quello a cui noi dobbiamo aspirare, come anche l'elezione diretta del Presidente della Commissione europea e del Consiglio europeo, entrambe due figure che devono essere scelte dai territori, dai cittadini, ma anche in questo senso la transnazionalità delle liste partitiche. Se siamo negli Stati Uniti d'Europa è giusta anche questa condivisione di responsabilità. Come è stato detto, nel nostro simbolo c'è scritto Più Europa, quindi noi saremo sempre al fianco dei nostri partner europei. E per quanto riguarda e anche partner atlantici, le sanzioni sono giuste, lo si vede dalle reazioni che sta avendo lo Stato russo e i suoi accoliti, sempre più concitate. Vuol dire che si sta andando a colpire lì dove fa più male, proprio lo Stato russo, che non è il popolo russo, è lo Stato russo. In questo senso che cosa dobbiamo fare? Noi dobbiamo perseguire con determinazione i rapporti bilaterali all'interno del contesto europeo ed euroatlantico. Non possiamo pensare che l'Italia possa essere piccola, sola, isolata e riesca ad affrontare vincendo le sfide che il XXI secolo ci sta presentando, a cominciare dal Covid per poi passare alla globalizzazione fino anche alla guerra. Venendo all'ultima notizia, quella della Francia, è un grave problema quello della dipendenza energetica da una sola risorsa. Questo lo sappiamo tutti e lo abbiamo detto tutti. Ecco per cui l'Italia deve armarsi di una nuova idea delle politiche energetiche unite a quelle ambientali, strutturali, che guardino a che cosa? Soprattutto ad una diversificazione delle produzioni energetiche, incentivando l'economia circolare, ma anche con soprattutto i rapporti con altre nazioni, anche al di fuori dell'Europa, e lavorando internamente i confini nazionali con sgravi fiscali e agevolazioni su ogni livello per quanto riguarda le fonti rinnovabili. Onorevole Paolini, ieri il Presidente Draghi ha detto, oltre appunto a queste frecciatine, chiamiamole così, si era detto anche non d'accordo con Salvini sulla sua posizione per quanto riguarda le sanzioni russe. Parto da qui e poi appunto allargando il discorso a quella che è il ruolo dell'Europa che si dimostra unita nelle sanzioni alla Russia, nell'inviare armi alla Russia, ma che poi quando si parla di tetto del prezzo del gas, sì, all'Ucraina, mi scusi, ha fatto bene Zane, le sanzioni alla Russia, le armi all'Ucraina, e quando poi si parla di un prezzo al tetto del gas si dimostra non poi così unita.
Non è la prima volta, anzi è una conferma che l'Europa si dimostra miope in tante occasioni. Ricordo a Zane che l'Ungheria è un paese europeo, democratico e fa parte dell'Europa, quindi se è accettato, non riesco a capire come possa essere messo in dubbio. Allora bisognerebbe sollevare dubbi sull'appartenenza dell'Ungheria all'Europa. Ed è stato fatto. Va bene, però ti ricordo che fa ancora parte, quindi non è stata estromessa. Quindi ogni nazione può avere la sua posizione. Tornando secondo me al fulcro, la Lega non è contro le sanzioni. La Lega sostiene che le sanzioni, cioè il prezzo delle sanzioni, non lo possono pagare le imprese e le famiglie italiane, perché noi stiamo chiacchierando dell'energia, abbiamo programmi futuri, però oggi servono gli interventi, oggi servono. Noi paghiamo 30 anni di politiche ambientali scellerate che ci hanno fatto non trivellare l'Adriatico, ci hanno fatto dipendere dal punto di vista dell'energia da tutti, fuorché essere autosufficienti. Quindi questo la Lega sostiene, le sanzioni, però non possono essere pagate, gli effetti delle sanzioni non possono riversarsi sulle famiglie e sulle imprese italiane. Questo, in quanto alle frecciatine di Draghi, non ci toccano più di tanto. Zane aveva alzato la mano, prego. Sì, per semplicemente dire che quando in Parlamento sono state votate la partecipazione dell'Italia alle sanzioni, c'era al governo anche la Lega. E all'epoca ha votato sì alle sanzioni, senza pensare che all'epoca questo potesse far male o meno agli imprenditori e alle famiglie. Se poi andiamo anche a verificare quelle che possono essere le posizioni su trivellazioni o interventi, abbiamo visto 2 giorni fa, anzi la notte scorsa, i risultati di politiche ambientali non coordinate, non oggettivamente attuate con lungimiranza. Sto parlando del caso delle Marche. Okay? Prendiamo l'esempio poi del Veneto. Il Veneto è la regione in Italia con la più alta incidenza di consumo del suolo, per cui bisogna stare molto attenti a professare una politica che va in un senso, quella energetica e la necessità energetica, di contro una politica ambientale che rischia, a detta di alcuni, a diventare limitante. Devono essere riviste, riformulate in maniera integrata, l'una propedeutica all'altra, ma continuare a ragionare per settori stagni e compartimentati porta a che la mano destra non sappia quello che sta facendo la mano sinistra e che possa capitare addirittura che la mano sinistra faccia del male alla mano destra, e noi non possiamo permettercelo. Ma sono perfettamente d'accordo, però come la mettiamo che la Croazia trivella? Cioè, non possiamo fare noi i più ambientalisti dell'Europa e poi subire le conseguenze di questa politica. Qui sono d'accordo con te che bisogna coordinare tutto, però bisogna coordinarlo, però nel frattempo bisogna affrontare l'emergenza, e l'emergenza ci dice che noi sotto il punto di vista dell'energia siamo nelle mani degli altri e oltretutto anche degli speculatori. Assolutamente, bisogna intervenire quindi sulle infrastrutture, per esempio. Lavoriamo su ammodernare la rete idrica, prendiamo la mappatura del dissesto idrogeologico e andiamo a verificare gli invasi idrici fortemente urbanizzati. Cominciamo a fare questo lavoro e facciamolo bene tutto il giorno, 20 ore al giorno, e ottimizzando anche solamente la dispersione dell'acqua che scorre nei nostri tubi, otterremo da un lato un risparmio energetico e dall'altro un risparmio ambientale. Voglio sentire anche Piccoli. I suoi colleghi hanno messo 2 argomenti che sembrano distanti ma in realtà sono sempre uniti da quel filo comune che purtroppo è la guerra in Ucraina. Piccoli, da un lato le sanzioni alla Russia, dall'altra tutta quella che è la dipendenza del nostro paese e forse anche la necessità di una regia europea nella ricerca di fonti alternative per Italexit. Qual è la posizione? Partiamo dalle sanzioni dalla Russia e poi veniamo al resto.
Guardi, io ho ascoltato gli interventi con molta attenzione, condivido qualcosina, però francamente mi sembra molto demagogico questo giustificazionismo, cioè questo rendere legittime sanzioni a un paese che poi è come se io litigassi con il barista sotto casa e decidessi di punirlo andando a bere il caffè da un'altra parte a 10 km di distanza e magari lo pagassi di più. Soltanto che con il gas è un po' diverso, perché il fallimento della politica estera italiana in un contesto, in una congiuntura geopolitica così delicata, fa poi pagare la crisi direttamente in mano a chi? Alle imprese che devono pagare dipendenti e che devono pagare tasse. Mi spiego meglio. Che senso ha negoziare un prezzo del gas con la Norvegia, e ribadisco e sottolineo, è un paese non UE, pagandolo 5 volte tanto per aver rinunciato a intavolare un dialogo diplomatico con un paese che da decenni fornisce il gas anche al nostro paese? L'unica risposta che trovo francamente plausibile è questa sorta di sudditanza ideologica verso un atlantismo che non ha più, ripeto, quello scopo che ha avuto per decenni, visto che negli ultimi 30 anni sono successe tante altre cose, dal crollo del muro di Berlino, dalla dissoluzione dell'Unione Sovietica. E per carità, nessuno mette in dubbio che nel processo di integrazione europea ci fossero delle sfide molto molto importanti, ma bisogna avere anche l'onestà intellettuale di fronte a certi dati di ammettere che su molte sfide l'Europa ha fallito, l'Unione Europea ha fallito. L'euro è una moneta iniqua, ha portato delle disuguaglianze sociali e economiche molto diversificate nei paesi che ne fanno parte e quindi non trovo assolutamente eretico parlare di recesso dall'Eurozona. Trovo, anziché trovare eretico questo, trovo invece molto costruttivo aprire un dialogo e una trattativa in cui l'Italia ritorni sovrana dal punto di vista monetario e politico e possa avviare delle politiche nel territorio che le appartiene e nel Mediterraneo a difesa e tutela dei suoi valori. Dal punto di vista energetico, Piccoli? Sì, dal punto di vista energetico Italexit per l'Italia con Gianluigi Paragone si impegna a attuare un piano energetico che tenga conto della valorizzazione delle risorse che abbiamo. Non si è più parlato di geotermico da anni in Italia, si parla troppo poco di idroelettrico. Sul nucleare Italexit ha una posizione di, prudenza, è una posizione prudenziale perché vogliamo capire, avendo già con 2 referendum affermato il diritto a negare il nucleare come fonte di approvvigionamento energetico, che tipo di politiche si possono fare in un paese che comunque al 70-80% è ancora troppo dipendente dagli approvvigionamenti esteri. Il punto però è proprio questo. Proprio grazie a questa dipendenza noi siamo andati a compromettere una sorta di patto geopolitico che avevamo con un paese e questo patto si fondava fondamentalmente sul prezzo, cioè sul costo del gas. Perché quando tu vai a parlare a un agricoltore che deve mettere il carburante nel trattore o a un pescatore che ha lo stesso problema o comunque ad aziende che avranno nel giro di un trimestre bollette stellari e non sapranno come pagarle, cioè a questi interlocutori la politica interessa in maniera limitata, vogliono strumenti, risorse e soprattutto vogliono un'Italia che si preoccupi degli italiani, delle imprese italiane, del Made in Italy, di tutte quelle filiere che stiamo letteralmente falcidiando con delle politiche scellerate, ultraeuropeiste, che non tengono assolutamente conto. No, scusi, io l'ho fatta parlare, vedo che scuote la testa, io mi limito a dire quello che arriva dal territorio, perché noi nel territorio ci siamo andati quest'estate, noi abbiamo dovuto raccogliere firme a Ferragosto, ci siamo andati, abbiamo parlato con la gente comune, abbiamo parlato con operai, agricoltori. Sì, ma non gli state spiegando che l'Europa, se non ci fosse l'intervento dell'Europa, non si potrebbe parlare di tetto del gas. Sono 2 concetti diversi.
Sì, va bene, l'Unione Europea non si potrebbe parlare di tetto del gas, non si potrebbe parlare di uno scudo antispread, non si potrebbe parlare del fatto che l'Italia sta negoziando con un continente che è l'Africa, che dall'anno scorso è il primo mercato unico al mondo, che sviluppa 2.500 miliardi. Ora l'Italia, che ha fatto fortuna svalutando la propria moneta a livelli abissali per favorire l'export nel contesto globale, come potrebbe fronteggiare la sfida di un mercato che vale 2.500 miliardi e che sostanzialmente vive delle infrastrutture cinesi che stanno colonizzando un continente intero, che è quello africano? L'Italia non può nemmeno permettersi di pensare di uscire dall'euro, perché si ritroverebbe in un contesto con una piccola scialuppa di salvataggio in un mare in tempesta, e questo andrebbe non solo a distruggere il tessuto produttivo ed economico, ma anche il tessuto sociale. No, guardi, posso replicare un attimo? Sì, prego. Velocemente, io non riesco veramente a capire come si possa parlare in questo modo di price cap, cioè di tetto sul prezzo del gas. Allora, in un'economia ultraliberista, cioè con il neoliberismo, siamo arrivati al punto in cui gli stati, per potersi finanziare, dipendono dai mercati. Quindi l'economia non è più fatta per il territorio, per il suo tessuto socioproduttivo, è fatta per i mercati, per le quotazioni in borsa e per le grandi multinazionali. Io un discorso del genere da candidato Italexit non lo accetto, perché sappiamo benissimo che la politica del tetto sul prezzo del gas non serve assolutamente a nulla, perché nel momento in cui facciamo questo, chi detiene le risorse lo va a vendere altrove, ed è esattamente quello che è successo. Cioè, alla fine noi ci ritroviamo a importare una materia prima di largo consumo da un paese che non fa parte del gruppo UE e che ce lo sta rivendendo 5 volte tanto. Io vorrei sentire come lo spiegherebbe un agricoltore. In una quota minimale. Prego? In una quota minimale. C'è una differenziazione dei mercati. Cioè siamo all'interno di un contesto globale, noi non possiamo pensare a compartimenti stagni, non è che costruendo un muro di cinta intorno al confine italiano diventeremo dall'oggi al domani energeticamente autonomi. Sicuramente bisogna lavorare, come è giustamente stato detto, sulle risorse idroelettriche, sul solare, sull'eolico, sulla geotermia, sicuramente abbiamo tutte le opportunità per farlo. Prima fra tutti investire e spendere di più in educazione, nella scuola, e nella ricerca universitaria. Nel programma Più Europa ha l'aggiunta di un 1% nella spesa per la scuola e l'educazione e l'1,5% nella ricerca universitaria, perché ci servirà questa tipologia di investimento. Però noi non possiamo estrometterci dal mondo facendo finta che il mondo non esista. Ho capito che questo, prego, piccoli e Paolini, poi ho pochissimi istanti perché vi chiedo delle risposte rapide. Ricominciamo da Piccoli e poi Paolin, prego. Solo per replicare, basta con questa propaganda demagogica che Italexit voglia un'Italia isolata, sola e vulnerabile, perché noi vogliamo esattamente l'opposto. Lo abbiamo dimostrato sviluppando un programma di 150 pagine che spiega punto per punto come fare dal punto di vista delle politiche monetarie, sociali, per l'ambiente, energetiche, e anche in un quadro geopolitico ridisegnato con l'Italia di nuovo protagonista, ma non nell'Unione Europea, nell'Europa, che è una cosa un po' diversa. Grazie. Grazie. Paolina. Niente, ricordo a Zani che per ora dall'Africa importiamo immigrazione incontrollata e la gestiamo anche in maniera, direi, disastrosa. Grazie alla Bossi-Fini. No, non credo proprio che Lampedusa non sia un effetto della Bossi-Fini. Comunque ricordo che comunque sia, noi dobbiamo cominciare a riparlare di nucleare, ma perché non possiamo acquistare energia prodotta da centrali nucleari che sono sui confini, attorno ai nostri confini, e non porci il problema. Quindi sicuramente le fonti alternative, va bene l'eolico, i rigassificatori, tutto quello che vogliamo, però ricordo sempre che il problema va affrontato subito e le energie alternative, per le energie alternative ci vorranno anni. Quindi anche la demagogia sul nucleare secondo me dovrebbe cadere e dovrebbe aprirsi un discorso non preconcetto, perché, ripeto, non possiamo comprare energia che viene prodotta da centrali nucleari e girarsi dall'altra parte.
Paolin, domani c'è Pontida, che Pontida sarà? Sì, alla vigilia parla di una Pontida diversa da quelle passate, sottotono. Ma no, adesso noi siamo sotto attacco, nel senso che tutti ce l'hanno con la Lega. La Lega, cioè domani Pontida sarà un ritornare ai valori della Lega, sarà una Pontida di ripartenza, cioè la fine del Covid, la fine, mi auguro, di questa stagione dei governi tecnici che ha prodotto tanti disastri. Serve un governo politico che affronti i problemi, che prenda delle decisioni e se ne assuma le responsabilità. Avete previsioni di quante potrebbero essere le persone presenti? Ma adesso è difficile farlo perché il meteo ci darà qualche problema, ma secondo me il Prato sarà pieno. La risposta dei militanti e dei nostri elettori sarà importante. Un flash, vi chiedo veramente di essere rapidi, piccoli. E Zane, come saranno questi ultimi giorni di campagna elettorale? Manca meno di una settimana perché poi c'è silenzio elettorale. Piccoli e poi la chiusura a Zane. Saranno roventi, noi siamo sul territorio, siamo organizzati, stiamo continuando la nostra campagna di dialogo con i cittadini, siamo presenti in tutte le regioni con un'organizzazione molto radicata. Ci piace molto l'idea di poter accogliere le istanze delle persone comuni, delle piazze, delle strade, le istanze di palazzo. Proprio per il programma che noi abbiamo come Italexit per l'Italia sono esattamente quelle che andremo a contrastare, perché noi nasciamo proprio vocazionalmente come partito di opposizione. Il nostro obiettivo è superare il 3% per andare a fare opposizione vera, non artificiale come quella che è stata fatta negli ultimi 2 anni. Anche più Europa nelle piazze, giusto Zane? Assolutamente sì, copriamo tutto il territorio nazionale, eventi praticamente tutti i giorni. Abbiamo lanciato proprio in queste ore il camper degli attivisti, dei giovani attivisti di Più Europa, che sta girando tutto il territorio nazionale. Oggi sarà, anzi è stato a Verona, passerà per Vicenza e oggi pomeriggio si concluderà a Padova. Il nostro obiettivo è quello di guardare non tanto delle politiche che possano essere limitate solamente al nostro periodo elettorale, al nostro vissuto di questa settimana, ma che guardino ad intervenire da qui ad oggi per risolvere le criticità, per sviluppare benessere e sviluppare le potenzialità dell'Italia da qui a 10-15 anni. Noi guardiamo ad un'Europa per le nuove generazioni che sviluppi i talenti di tutti, soprattutto dei giovani e delle giovani generazioni. Grazie a Massimiliano Zane, candidato di Più Europa, grazie all'onorevole Giuseppe Paolin, candidato della Lega, grazie a Marco Piccoli, candidato di Italexit. Una discussione accesa, ma i temi insomma sono molto molto sentiti. Grazie a tutti e tre, grazie a voi telespettatori per averci seguito, buon proseguimento di giornata.